Bene, benvenuti. È una delle tante volte in cui in questi anni siamo riusciti, grazie alla cooperativa produttori e ai progetti che la cooperativa produttori ha messo, come si dice, a correre relativamente ai rapporti non solo della filiera dell'ortofrutta, della carne, eccetera, ma anche relativamente alla ricerca scientifica, in cui, come credo sappiate, ci sono tantissimi progetti qui ad Arborea che con l'Università di Sassari, ma anche di Cagliari, stanno andando avanti da diversi anni, e quindi, come si può dire, questa attenzione ai risultati della ricerca scientifica è uno dei motivi, come si può dire, di cui credo che bisogna essere tutti molto fieri. Quando noi abbiamo pensato a questo progetto con la cooperativa, come sempre sapete che i progetti si pensano, si portano avanti, si presentano e poi magari passano degli anni. Quindi questo è un progetto partito diversi anni fa, ce l'abbiamo fatta a cominciare ad andare verso una certa direzione, ma l'idea bella che siamo riusciti a mettere in piedi è quella di coinvolgere le forze della Federcarni per unire a un momento come questo di riflessione e di illustrazione di alcuni risultati della ricerca scientifica a una manifestazione sicuramente originale per noi in Sardegna, ma che ci sembra importante perché appunto unisce due pezzettini di quella famosa filiera che sono appunto i macellai, le botteghe, come si diceva un tempo. Se ci pensate, allora io personalmente la parola filiera è una di quelle che usiamo tutti, no? Anche troppo, come sostenibilità, come sono delle parole inflazionate, oppure come si sentono spesso come i politici, soprattutto apriamo un tavolo, poi questo tavolo si apre, poi non si capisce mai se bisogna chiuderlo, se bisogna apparecchiarlo, no? Però se ci pensate bene, la parola filiera ha una storia che ci può aiutare, perché filiera vuol dire filo, ma vuol dire anche figlio, viene dal latino ed è una parola che si porta appresso tante cose. Filo vuol dire che i fili molte volte si aggrovigliano, ci sono dei nodi che bisogna sciogliere, oppure ci sono dei fili che sono molto deboli e che bisogna rafforzare, ma chiunque si sia esercitato o pensi a quello che è un tappeto, con una qualunque trama di questi fili, sa bene che quando un filo inizia a indebolirsi già è un problema. E ci sono anche i figli dentro questa filiera e come sappiamo il tema del ricambio generazionale, soprattutto nel settore primario, è fondamentale. E qui ad Arborea, come si può dire, siete ben consci di questi problemi e questi temi. Allora, l'idea è quella di provare a vedere in questi fili che proveremo a tirare quanto e come troviamo le ragioni di rafforzarsi. La carne debole è un gioco, no? Però in realtà vuol dire anche l'impegno che possiamo trovare tutti per la parte che gli compete, condividendo delle cose, per riuscire a vedere quanto questa carne può essere più rafforzata. E tutti quei pezzettini di cui noi facciamo parte a titolo diverso, eccetera, con funzioni diverse, mestieri diversi, possono contribuire a rafforzare questa filiera della carne. Io adesso direi subito di cominciare e inviterei la sindaca di Arborea, che è qui con noi, malgrado sia come sempre impegnatissima anche di domenica, a portare il suo saluto. Prego. Grazie Sante, buongiorno. Sì, siamo impegnatissimi, ma siamo anche molto felici di essere impegnati perché, come sapete, come avrete visto, Arborea oggi ospita
questo importantissimo per il nostro territorio evento, e poi ospita anche un evento di rilievo mondiale che è il Festival dell'Endurance 2024, quindi un territorio che sicuramente punta sulla sostenibilità, sull'allevamento e sulla tradizione. Noi portiamo i saluti dell'amministrazione comunale, lo facciamo ringraziando in primis la cooperativa produttori, ringraziando voi che avete organizzato, la Proloco che oggi ci ospita, e ho letto nella presentazione di questo progetto Promo Bovis quante energie sono state profuse non solo per scriverlo, quindi grazie anche a Roberto per avermi invitato e avermi costantemente aggiornato, ma anche quante competenze. Vedo che è presente l'Università di Sassari che conosce molto bene il nostro territorio, è un progetto che è finanziato da una misura PSR Sardegna, immagino con dei cofinanziamenti importanti anche del territorio, e vede anche la partecipazione di Federcarni. Saluto tutti i presenti che probabilmente vengono qui ad Arborea per la prima volta. È una hanno detto che non se ne andranno più. Noi possiamo ospitarli, gradiamo e abbiamo anche lo spazio adatto, per cui li saluto e li ringrazio per essere qui oggi. Ma leggevo anche nei loghi che c'è anche il contributo di Confcommercio. Diciamo che ci sono tutte quelle sinergie che occorrono per portare avanti dei progetti lungimiranti che, come ha poco fa detto anche Sante, mettono insieme le generazioni, perché sì, uno dei principali problemi, criticità, complessità oggi, non solo in agricoltura, devo dire, perché forse anche la ricerca in questo momento inizia a soffrire, è quella di coniugare la tradizione, coniugare le competenze che arrivano da un passato molto vicino a un futuro che comunque può beneficiare di questo. Abbiamo tutti sotto gli occhi le criticità che emergono dalla necessità di formare nuovi medici. Iniziano a soffrire anche gli ingegneri, da quello che abbiamo potuto riscontrare nella scrittura ricerca di chiusura di una comunità energetica, per cui benvengano questi progetti, benvengano le nostre realtà locali che riescono a organizzare tutto questo. È un bellissimo colpo d'occhio. Io mi scuso perché starò qua il più possibile, però chiaramente mi devo dividere tra il Festival dell'Endurance e questo progetto. Io faccio i migliori auguri a tutti e anche tantissimi complimenti. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Sindaca. E adesso anche i saluti di Walter Mureddu, che è il presidente della cooperativa. Ma se non me le dite queste cose, io come faccio? Allora, non c'è Walter, chi c'è? Ho capito che è la stessa cosa, adesso vediamo se... Quindi chi le porta i saluti? Signor Vittorio, adesso a chiamarlo signor... ci avrà anche un cognome. Vieni signor Vittorio. Intanto fategli un applauso per risarcirlo. Scusa, a me me le dicono, mi trattano sempre per ultimo. Il Presidente invece mi lascia questi impicci. Niente, vi ringrazio a nome della cooperativa produttori di questo bellissimo progetto. Qua oggi non sono tutti presenti, ma ogni progetto c'è tanta gente che ci lavora, e quindi un grazie alla nostra sindaca che ci ha dedicato del tempo importante, e basta, direi buon proseguimento a tutti. Grazie. Allora, noi cercheremo di essere come sempre molto agili, poi c'è qualcuno che tossirà, diciamo, o darà dei segnali con le bandierine quando sforate, però inviterei adesso Maurizio Arosio, che è il presidente nazionale di Federcarni, e Roberto Lai, che per la cooperativa ha organizzato e gestito, diciamo, anche gli aspetti più di ordine scientifico di questo progetto, a fare una breve introduzione. Breve è una bella parola, però prima la parola la diamo a Maurizio. Prima Maurizio, va. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per averci ospitato in questo bellissimo posto che secondo me rappresenta proprio il discorso di filiera che Maurizio diceva prima nel modo migliore, dove
il territorio è in grado di organizzare, preparare e quindi produrre una carne di qualità, e come il latte di qualità che già fate in modo molto importante, che adesso lo vediamo anche in tutti i mercati, nei supermercati in tutta Italia, e quindi su questa possibilità noi dobbiamo cercare di costruire un passaggio in più che porti i nostri macellai a essere più rappresentativi del lavoro che viene fatto tutti i giorni nelle stalle dagli allevatori che lavorano con coscienza e che sanno produrre in un modo sicuro per i consumatori, perché queste sono le cose che oggi i consumatori chiedono alla fine: una sicurezza sanitaria, ma anche conoscere quello che stanno acquistando e quello che vogliono mangiare. Credo che questo percorso di comunicazione lo possiamo fare molto bene insieme, perché a differenza di tanti bollini, di tanti marchetti che vengono sempre applicati su queste benedette confezioni della grande distribuzione, il macellaio ha una storia, ha una faccia, si rappresenta ai propri consumatori e quindi è in grado di rappresentarsi insieme al proprio allevatore per far conoscere il lavoro, la progettualità e il valore aggiunto di qualità che questo percorso può creare. Quindi grazie a tutti, grazie Roberto per aver organizzato, per averci dato la possibilità di essere proprio qui oggi, e quindi buon lavoro a tutti e a poi. Grazie a te Maurizio e grazie a Federcarni. Il tutto nasce insomma incontrandosi, ci siamo incontrati a Tutto Food l'anno scorso a Milano e dopo 13-14 mesi siamo qua ad Arborea a organizzare un evento assieme, evento che mette assieme delle persone. Queste persone sono rappresentate nella catena, così non usiamo il termine filiera, nella catena di distribuzione della carne. Queste persone sono rappresentate da due professionalità cardine, che sono gli allevatori e i macellai. Oggi li mettiamo assieme in questo convegno, in questo spazio di confronto, e poi daremo la possibilità agli allevatori di vedere che cosa possono fare i macellai, cioè coloro che prendono il testimone del loro lavoro, cosa possono fare col loro prodotto, quanta qualità ancora si può dare alle produzioni di qualità che arrivano agli allevamenti. Della carne si parla tanto. È importante far vedere che dietro al prodotto carne ci sono delle persone che lavorano con passione, delle persone che oltre a produrre un qualcosa di intangibile, un qualcosa utile per l'alimentazione umana, producono anche una serie di benefici collaterali che sono importantissimi. Si parla di paesaggio, ultimamente si parla tanto di paesaggio. Bene, il paesaggio che noi abbiamo in Sardegna deriva dall'allevamento, dalla gestione agronomica, dall'agricoltura. Gli allevatori quindi fanno anche questo, curano il nostro paesaggio, così come curano anche tanti aspetti ambientali che la comunità scientifica chiama i servizi ecosistemici, che è una molteplicità di effetti positivi che derivano dall'allevamento e che derivano quindi anche dalla produzione della carne. La carne che tuttavia è abbastanza attaccata negli ultimi anni come prodotto, insomma viene visto negli ultimi anni come prodotto all'antitesi di sostenibilità e di quant'altro. Oggi noi vogliamo rappresentare invece una produzione che ha una qualità di prodotto e di processo, e la qualità di processo è determinata dalla professionalità di chi ci lavora.
E qua abbiamo i principali attori che portano avanti queste filiere. Gli altri noi non ci dimentichiamo neanche delle altre professionalità che sono i trasportatori. Gli allevatori spesso sono anche produttori di risorse foragere, quindi l'allevatore lavora anche la terra. Obiettivo della nostra progettualità alla fine è quella di far incontrare le persone. Noi siamo qua perché io e il presidente di Federcarni, Maurizio Caruso, ci siamo incontrati e abbiamo organizzato questo evento per far incontrare altre persone, per creare sinergia e per creare sostenibilità. Ecco, questa è una mia opinione personale, la sostenibilità è data dalle persone, è data dall'incontro e dalle sinergie tra le persone. La nostra visione è questa. Grazie. E vorrei ringraziare anche io la Prolocco di Arborea, il Comune di Arborea, Federcarni, Cinearena, tutti i relatori e vorrei ringraziare l'Università di Bologna e di Sassari e vorrei ringraziare in particolare la Cooperativa Arborea. La Cooperativa Arborea negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, 15 anni, ha avuto un grande pregio, che è stato quello di mettersi in gioco con la comunità scientifica. La Cooperativa Produttori Arborea non ha avuto paura e qualche volta è anche giusto avere un po' paura di far entrare ricercatori nelle proprie aziende, nei propri locali, dargli le proprie carte. E non sempre i risultati della ricerca scientifica sono stati, come posso dire, accomodanti verso la cooperativa. Tuttavia la Cooperativa Produttori Arborea continua a dare carta bianca ai ricercatori, ad aprire le proprie porte alla ricerca e questo è un qualcosa che deve essere sottolineato. Grazie. Grazie Roberto. Allora, come vi ha anticipato Roberto, in tutto questo giro di incontri ci sono anche, per la prima volta, anche lì siamo molto felici di avere con noi quelli che ormai sono diventati 2 amici di Arborea, che credo non se ne andranno più per i prossimi mesi, non lo so. 2 amici di cui il primo è un luminare di questi temi, poi è anche un bell'uomo, adesso lo vedrete, ed è il professor Marco Tassinari, che inviterei qui a presentarci la sua relazione. Grazie. E un grande applauso a Tassinari perché... Eccoti qua. Quello funziona adesso, secondo me Cristian sa un sacco di cose. Ma... Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio ovviamente per la presentazione, forse lui si ricordava, non so se l'ha conosciuta, che io quando sono nato e per anni mia mamma ha sempre detto che ero il bambino più bello del mondo e le mamme non mentono mai, quindi probabilmente aveva ragione. Ma comunque, a parte gli scherzi, volevo veramente ringraziare di cuore chi ha lavorato per questo convegno, in particolare Roberto Santi, Maurizio Rosio, Federcarni, ma un ringraziamento particolare, visto che da giovedì mattina siamo partiti alle 3 di mattina da casa per venire qua a organizzare, io un sincero ringraziamento anche per l'umanità che abbiamo trovato in questi giorni, al presidente della Proloco, Paolo Sanneris, a Renzo Zago, a Bastiano Arcai, ad Antonio Carboni, Giorgio Serra, Roberto Torresani, Giuseppe Spanu, Roberto Torresani Pompongias, più tutti gli uomini della Proloco di Arborea, perché veramente ci sono stati vicini, ma soprattutto con tanta umanità, e ho visto l'impegno che hanno e la passione che hanno per me. Quindi anche un grazie a loro, perché è veramente importante questo. Noi oggi parliamo di un processo della qualità della carne,
E quindi il titolo di quello che parlo io è stato proprio non tanto sulla qualità della carne, ma del percorso che si vuole realizzare, questa connessione che c'è fra l'allevamento, l'allevatore e il macellaio, quindi from farm to butcher. Ovviamente chi ci ha lavorato dietro è stato detto prima, ma ci sono dei gruppi di ricerca e quindi delle associazioni che hanno lavorato su questo e anche in collaborazione con Federcarni, e sembra doveroso, soprattutto per il territorio, ricordarli. Cosa vuole oggi il consumatore? Da tempo si dibatte per dire qual è l'aspetto principale che uno cerca nella carne bovina. Non è che sempre si è d'accordo, però fondamentalmente tutti abbiamo bisogno ultimamente di valorizzare il prodotto italiano, quindi animali possibilmente allevati in Italia, animali che nel loro ambiente e per il benessere dell'animale ci danno quella che oggi si chiama sostenibilità, cioè una produzione sostenibile, per certi aspetti anche etica, anche se spesso viene contestata da più persone. Il discorso della sicurezza ormai ci stiamo arrivando, c'è anche tutto un progetto per ridurre ovviamente l'uso dell'antibiotico negli allevamenti e quindi un uso corretto dei farmaci che per certi aspetti è indispensabile per arrivare poi alla qualità degli alimenti. Da cosa è influenzata la qualità della carne? Quindi in linea generale la sua composizione chimica, il valore nutrizionale, tutto bene. È una cosa molto complessa, non si può dire la qualità è influenzata da questo. Ci sono tanti aspetti, partendo dall'animale. Le razze bovine sono molto diverse. L'età e il sesso cambiano la qualità della carne. A parità di razza, carne del maschio, carne della femmina non sono uguali. Il sistema di allevamento, qui è messo in rosso assieme al regime alimentare, quindi l'alimentazione, perché sono molto molto importanti per produrre la qualità. Ma non solo questi, perché questi determinano poi uno stato di nutrizione, come si dice anche di ingrassamento dell'animale, ma poi dobbiamo tenere presente anche tutto quello che comporta la macellazione e la frollatura della carne. E qui secondo me si può fare molto. Ne parlerà il mio collega, il professor Sereno, di frollatura e maturazione. Io vi farò un accenno, ma soprattutto teniamo anche sempre presenti che i vari tagli anatomici muscoli hanno caratteristiche diverse. E chi meglio del macellaio che il professionista della carne per indicarci qual è il taglio migliore per noi per fare certe preparazioni? Io non vado a prendere il filetto per fare uno stracotto, per intenderci, e quindi il macellaio conosce la carne, conosce tutta la storia e ci indica anche quali sono i tagli migliori che noi vogliamo fare. Riguardo velocemente all'età dell'animale, è logico che più un animale è giovane e ha meno tessuto connettivo ed ha una carne a parte più chiara ma molto più digeribile. Il valore nutritivo migliora con l'avanzare dell'età dell'animale, infatti nutrizionalmente parlando gli animali più adulti, quindi vicino ai 24 mesi, hanno un valore nutritivo che è superiore rispetto a quello dei vitelli giovani. Il colore tendenzialmente tende a diventare più rosso intenso man mano che va avanti l'età dell'animale e logicamente l'aroma è dato anche dalla infiltrazione di grasso della carne e quindi ecco animali anche maturi alla macellazione. E logicamente la tenerezza, che è sempre uno degli aspetti importanti, più l'animale giovane tendenzialmente è più magro. Quindi la qualità della carne è dovuta fondamentalmente a una gestione di più fasi, soprattutto la fase della catena alimentare. Ogni fase è importantissima, dall'acquisto o dalla nascita degli animali fino alla tavola del consumatore. Io spesso dico che la qualità della carne inizia nel momento in cui
si feconda la vacca che dovrà partorire il vitello che è in grasso, perché questo influenza sicuramente il tipo di animale che nasce. Quindi i fattori in grado di influenzare le caratteristiche della carne dal punto di vista qualitativo sono tanti lungo tutto il percorso, ma se vogliamo il ruolo del protagonista ovviamente parte dall'allevatore. Pensiamo solo a quanti mesi l'allevatore alimenta e tiene in stallo un animale prima di mandarlo alla macellazione, e quindi è fondamentale che l'allevatore con la sua gestione e con l'alimentazione corretta mi influenza in maniera fondamentale la qualità della carne. Qui in Sardegna si inizia a parlare di produzione biologica, il territorio lo consente. Cos'è la produzione biologica? C'è un regolamento per la produzione biologica, ma più che altro sono alcune parole che penso che siano molto importanti. Contribuire a tutelare l'ambiente. Siamo in un ambiente che ovviamente va tutelato. Qui avete un ambiente unico. Il clima è un po' particolare, ma promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione. Quale meglio di questa parola è l'unione fra l'allevatore, il macellaio, in questa zona, in questo territorio, per fare quella che possiamo anche chiamare filiera corta oppure connubio, connessione, linea diretta fra allevatore e macellaio. Scusate. Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via d'estinzione. Qui ci sono tante razze vostre, abbiamo degli incroci, ma soprattutto è carne del territorio che va valorizzata. Molta attenzione è rivolta al benessere degli animali. Benessere degli animali che logicamente, anche nell'allevamento biologico, dice che sì, ci deve essere il benessere animale, ma questo deve essere sopra gli standard minimi normativi. E qui incominciamo a vedere qualche aspetto. L'allevatore, quindi gli operatori, oltre a garantire il benessere degli animali, vedete, sono tutte cose che vengono fuori per garantire poi la qualità. Addetti alla cura degli animali, trasporto e macellazione devono possedere le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata. Quindi gli allevatori devono fare i corsi in formazione, devono conoscere tante cose. Con i macellai abbiamo iniziato tanti anni fa a fare i corsi di formazione e di aggiornamento. Bisogna stare sempre aggiornati, bisogna conoscere quello che si sta facendo. Le normative cambiano. Ma perché? Perché se voglio fare qualità devo conoscere l'animale, come allevarlo, come alimentarlo. Quindi corsi di formazione riconosciuti. In Italia noi siamo carenti di carne, produciamo circa il 45% nonostante importiamo tanti animali, almeno 1 milione all'anno da Francia e da altri posti. Complessivamente abbiamo circa 5.600.000 capi bovini, fra bovini da latte e bovini da carne. E dai dati, diciamo, dell'Istat, Banca Dati Nazionale, circa 286.000 bovini sono presenti in Sardegna e sono circa il 5% della produzione. Vedete, negli anni più o meno non è che sia cambiato tanto, è leggermente calato, da circa 6 milioni siamo 5 milioni e 6. La prevalenza dei bovini, la linea verde, sono le vacche da latte e la linea rossa sono i bovini da carne. Tendenzialmente, diciamo, siamo circa abbastanza stabili, ma siamo carenti di carne. In Sardegna, questi sono dati proprio della Banca Dati del 2023, poco più di 9.000 aziende in cui si allevano circa 286.000 capi. Quasi 62.000 capi sono allevati col metodo biologico, 22%. Per quello che dicevo prima, l'ambiente, il benessere dell'animale, eccetera. Produzione della carne in Sardegna è l'indirizzo più importante sia come aziende che per capi allevati e c'è la famosa linea vacca-vitello, poi c'è anche l'ingrasso. Correggetemi se sono dati non proprio perfetti, però tendenzialmente si fa un animale cosiddetto vitellone leggero che arriva fino a circa 500 kg, oppure anche quello più pesante fino anche ai 650 kg o a volte oltre. Quindi
noi abbiamo degli animali che sono praticamente collegati anche a 3 razze rustiche tipiche locali, la sarda, la sardobruna e la sardomodicana. Ci sono dei centri di specializzazione dove hanno i limousine e gli charolais che servono soprattutto anche per fare gli incroci con questi animali, quindi la maggior parte dei capi sono meticci o incroci e quindi distribuiti in media sul territorio regionale, dove invece le razze in purezza sono prevalentemente più verso il nord dell'isola. Particolare tipologia di allevamento che c'è qua in Sardegna è fondamentale per creare, al di là della produzione biologica, ma per il rispetto del benessere animale e per produrre carne di qualità. Perché ci sono tante superfici che vengono sfruttate per il pascolo e questo anche comporta proprio cattura di CO2 e quindi ecco che siamo già verso un tipo di allevamento sostenibile per certi aspetti. L'allevamento bovino in Sardegna è un esempio di come un'attività zootecnica può essere virtuosa sotto l'aspetto dell'ambiente. L'ambiente viene utilizzato, c'è il risparmio di CO2 e c'è il benessere dell'animale. Sistemi di allevamento. Noi abbiamo logicamente animali che possono essere allevati al pascolo o all'aperto ed animali che possono essere allevati sempre in stalla. Noi sappiamo che oltre all'alimentazione anche il sistema di allevamento influenza la qualità della carne. A parità di razze, animali allevati con questo sistema cosiddetto intensivo, meglio per me dire in ambiente chiuso, alla fine producono una carne un po' diversa rispetto ad animali allevati in un ambiente aperto. Sistema di allevamento all'aperto, in pratica gli animali hanno accesso a spazi all'aria aperta, possono fare del moto, c'è la presenza dei pascoli, ovviamente quando le condizioni atmosferiche lo permettono, ma qui è difficile che venga a nevicare come nel nord dell'Italia o che ci sia molto freddo. E quindi cosa succede? Ecco che anni fa, quando ho iniziato a girare alcune aziende in Sardegna, fine settembre, primi ottobre, vedevo questi pascoli. Quindi qui siamo, non mi ricordo esattamente dove, comunque sopra Cagliari, e ci sono animali, linea vacca-vitello, vedete un po' di incroci, e in caso di carenza di pascolo, ecco che c'è questa struttura che di fatto è un blocco, non c'è dispersione né con le piogge né col vento che gli animali sfruttano, a base di minerali, di melasso, possiamo mettere anche dei cereali volendo, quindi di fatto è un aiuto per gli animali, in modo particolare per le fattrici o per i giovani vitelli, quando le condizioni del pascolo sono un pochino scarse. E questi, vedete, erano vitelli che erano rimasti indietro rispetto a quelli che erano già venduti, ma qui siamo in Sardegna, vedete proprio i meticci. Questo è un tipo di allevamento all'aperto, completamente diverso da quello che si fa qua. C'è un pezzo di stalla dietro, queste sono bovine piemontesi, questo è un allevamento piemontese, di razza piemontese, che io ogni volta che vado in Piemonte ci passo davanti. Però qua non possiamo parlare di pascolo. Qui gli animali stanno fuori ma mangiano fieno e un po' di mangime, che è molto diverso rispetto a quello che si fa qua con gli animali al pascolo, perché l'erba ce l'hanno, anche se in condizioni limitate. E perché dico questo? Qui siamo in Argentina, rossa e nera, la razza Angus, maschi castrati ovviamente e stanno con le femmine. Qui noi non abbiamo questi pascoli. È logico che la razza Angus è particolare, ma soprattutto se noi qui in Sardegna abbiamo dei pascoli così, riusciamo a fare anche noi della carne eccezionale dal punto di vista qualitativo. Qui siamo nella pampa umida e vedete un vitello sdraiato come questo, quasi non si vede per l'altezza quindi qui c'è un ottimo nutrimento del pascolo. Stalle tradizionali sono stalle che si trovano un po' dappertutto in Italia, in Nord Italia. Li alimentiamo in base alla razza, in base al peso dell'animale, però fondamentalmente nell'ambito di quello che si può fare qua e quindi al di là anche della produzione biologica, ma prendendo il concetto del benessere animale
Io se ho degli alimenti e dei foraggi validi, posso ridurre sicuramente i mangimi concentrati, perché molto dice, ma quelli mangiano tanto mangime. Non è una brutta parola parlare mangime, ma se ho i foraggi, io ho il pascolo, è interessante per questo animale, anche con le linee che si adattano bene all'ambiente, io riesco ad avere un qualcosa di interessante dal punto di vista qualitativo, anche perché noi sappiamo che l'alimentazione non è far crescere gli animali. L'alimentazione corretta significa prevenire molte patologie e poi ottenere le performance degli animali. È lo stesso concetto nostro. Se noi ci alimentiamo correttamente, abbiamo meno problemi di salute. A maggior ragione negli animali. Foraggi, alimenti di buona qualità sono la base per una buona qualità della carne. Cosa fa il pascolo? Ci sono tanti studi effettuati. Anni fa in Piemonte facevo una presentazione, la razza piemontese dicono che è eccezionale, l'oro rosso. Io ho dimostrato scientificamente che bovini di razza podolica allevati al pascolo avevano delle qualità nutrizionali migliori della razza piemontese. E loro di fronte a questi dati dice, non che lo dico io, lo dice la scienza. Perché? Perché nei pascoli ci sono praticamente, nelle erbe fresche, abbiamo degli acidi grassi, in particolare della linea omega 3, acido linoleico, che poi si sviluppa anche nel rumine, che migliora il rapporto con gli omega 6. Non voglio parlare difficile, ma per intendere, gli omega 3, quelli che ci farebbero mangiare e stare bene, sono quelli che sono molto ricchi nel pesce, ma anche nella carne o nel latte dei ruminanti, ma se stanno al pascolo. Con i mangimi in stalla, un'alimentazione povera di foraggi freschi, aumenta forse più gli omega 6 e quindi invece noi dobbiamo aumentare più gli omega 3 e ridurre gli omega 6. E il pascolo fa anche questo effetto. Ultimo aspetto. Abbiamo parlato un po' di allevamento, di alimentazione, modalità di macellazione e frollatura. Questo è un aspetto che io ci tengo tantissimo, perché sono anni che lavoro, giro le stalle, faccio nutrizione degli animali, ma lavoro anche sulla qualità della carne. Non posso dire dov'ero, però, non qui ovviamente, ma ieri ho mangiato una tagliata abbastanza dura. Perché? Qui in Sardegna tendenzialmente si mangia la carne macellata e pochissimo tempo passa. Non è il modo di mangiare la buona carne. Non voglio insegnarvi, intendiamo. Ma siccome ci sono tante esperienze fatte, la frollatura è il periodo che intercorre dalla macellazione a che il muscolo diventa carne. Ma più vado avanti con questi giorni, più la carne tende a diventare tenera. Dati scientifici. Se io macello... Oh, signore, ho perso tutto. Ho fatto. Per farlo come presentazione, è che non ho neanche gli occhiali, quindi... Eccolo qua, grazie. Se io vado a vedere, questi sono dati scientifici fatti ormai consolidati, ci sono dei numeri, quindi quando io devo valutare la tenerezza della carne ho degli strumenti molto validi che vado a tagliare, quindi la resistenza al taglio viene espressa con un numero che mi dice se una carne è più o meno dura. Più il numero è alto, vuol dire che fa più resistenza e più la carne è dura. Allora, se io prendo un bovino dai 12 ai 15 mesi, 2 giorni di frollatura c'è un valore alto, fra 3 e 6 giorni comincia ad abbassarsi, oltre i 12 giorni vedete com'è basso, quindi significa che questa carne è dura e questa è tenera. Tempo di frollatura. Mediamente noi macelliamo gli animali fra i 16 e i 20 mesi o i maschi al massimo entro i 24 mesi. Ma vedete, se pochi giorni di frollatura,
Il numero è molto più alto rispetto a questo. Perché maggiore di 12 giorni? Non a caso ci sono alcuni disciplinari, ad esempio Chianina, Marchigiana, Romagnola, Podolica, che dicono che una volta macellato, soprattutto il quarto posteriore o la mezzena, deve frollare almeno 15 giorni prima di porre la carne in commercio. Perché? Perché migliora la tenerezza, migliora anche l'aroma. Qui parliamo solo di frollatura, quindi i dati scientifici. Vedete, se io vado a macellare un bovino molto più grande di quelli che facciamo noi, un maschio, sopra i 24 mesi, oltre i 12 giorni, vedete che ha un numero ancora abbastanza alto e molto più duro rispetto a quelli di un'età più giovane. E questo è importante, perché anche questo influisce sulla qualità della carne. Quindi occorre un forte rapporto fra l'allevatore e il macellaio per garantire la miglior qualità al consumatore, ma soprattutto far conoscere la storia della carne, la trasparenza. La filiera corta fra piccoli e medi allevatori e macellai è importante per garantire la qualità, la sicurezza, la trasparenza, la storia. Come si dice, il macellaio ci mette la faccia, ma ci mette la faccia anche per l'allevatore, se sa quello che ha fatto e chi è. E quindi fondamentalmente ecco che noi torniamo, carne prodotta in Italia, ci invidiano il Made in Italy, ma soprattutto un prodotto locale. Ecco qua, from farm to butcher, con il valore aggiunto della tracciabilità e dell'informazione trasparente al consumatore. Cosa c'è di bello? Io personalmente ogni volta che vado in giro e mi chiedono cosa vuoi mangiare, cosa avete qua, dammi questo. Che vino vuoi, cosa avete qua, prendo questo, perché dobbiamo valorizzare il nostro territorio. A maggior ragione in Sardegna. Io vengo da anni in Sardegna, quindi voglio sempre mangiare possibilmente bene. Per cui ecco che diventa fondamentale il connubio ed è strategico e importante fra l'allevatore e il macellatore per garantire la storia della nostra carne, della carne della Sardegna che c'è qua o in qualsiasi altra parte dell'Italia. Quindi, ecco, ben vengano i progetti che sono stati detti prima a sostegno della produzione, dell'elevata qualità della carne che si vuole andare, ma soprattutto informare e produrre carne con caratteristiche distintive del bovino allevato in Sardegna. Perché? Questi sono i marchi, quindi ripeto, grazie ancora a Federcarni e tutte le associazioni che le abbiamo detto prima per quello che hanno fatto, che poi vi illustreranno, ma soprattutto noi cosa dobbiamo dire al consumatore? Dobbiamo dire che lo vogliamo soddisfatto e lo vogliamo informato. Questa è una foto che ho fatto in Brasile, la prima volta che mangiavo questa carne, dico, sarà dura come un sasso. No, era tenera e molto saporita. Perché? Perché la sanno fare e quindi la sanno valorizzare. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie al professor Tassinari. Avete visto, oltre che un bell'uomo, ci ha restituito la sapienza di cui abbiamo tutti necessità. Adesso chiamerei il professor Luciano Gutierrez dell'Università di Sassari, che è un economista. Certo che se ho iniziato a dire che Tassinari è bello, poi dovrei dirlo per tutti, ma saltiamo il tema. Professor Gutierrez, che da economista ha fatto un'indagine che adesso vi illustrerà sulla propensione al consumo di carni biologiche. E adesso io la metterò in condizione di riuscire a... Grazie, buongiorno a tutti, saluto alla sindaca, saluto la cooperativa produttori con cui ho il piacere di collaborare oramai da molti anni. Questo è il terzo progetto che ci vede insieme, sono partito con un progetto che si chiamava Iconusa Bubula, Meat Culture e adesso questo progetto Promo Bovis. Il mio compito, quello che mi è stato affidato nel progetto, è di analizzare la possibilità di applicare una sorta di marchio nato allevato in Sardegna per carne
da bovino biologica. Ancora non la troviamo sul mercato, quindi dobbiamo studiare con dei mezzi scientifici, quello che ci consente, diciamo, la scienza oggi di analizzare il comportamento del possibile consumatore di carne bovina biologica rispetto appunto ad un marchio nato e allevato in Sardegna. Prima di addentrarmi su questo tema, alcuni dati sono importanti per inquadrare il sistema carne biologica in Italia. Qualcosa l'ha già detto il professor Tassinari nel suo intervento. Non so se si vedono i dati, però vi do, secondo il SINAB abbiamo circa 233.000 bovini da macello in Italia a biologico, con alcuni problemi nell'allevamento biologico che ho tratto sostanzialmente per facilità da 2 recenti report dell'ISMEA. L'ISMEA ci dice che l'allevamento biologico ha alcune problematiche, e in particolare uno è quello sulla domanda di cui ci occuperemo durante la presentazione. L'allevamento biologico è un allevamento di piccola dimensione, in totale solitamente, mediamente 21-22 capi. Piccolo significa costi rilevanti, e questa è una prima problematica, però è insita nel sistema. Scarsa disponibilità di vitelli certificati biologici da ristallo, e questo è un problema, se togliamo anche il biologico, per tutto l'allevamento italiano. Importiamo vitelli dalla Francia, adesso la Francia inizia ad essere più restia nell'inviarci questi vitelli, il ristallo lo vogliono fare direttamente nel loro paese. Il costo del mangime bio è più elevato rispetto al convenzionale. L'allevamento biologico è un allevamento che deve essere biologico dal mangime sino alla macellazione, come sappiamo. Difficoltà nell'applicazione del regolamento che ha già citato il professor Tassinari, il 848, l'esecutivo 279-2021, perché problemi nell'approvvigionamento di materie, problemi nella macellazione di capi in macelli specializzati bio. Questo porta a volte l'allevatore a vendere la carne biologica nel circuito convenzionale, e ciò significa una perdita di valore sostanzialmente per quanto riguarda questa carne. Ultimo punto che faceva rilevare l'ISMEA è appunto il ridotto differenziale di prezzo tra carne bio e carne convenzionale. Problema: c'è una scarsa domanda di questo prodotto e quindi i prezzi risultano per quanto riguarda la carne bio ridotti. Questo è il tema scarsa domanda di cui ci siamo occupati nella nostra ricerca, per capire una domanda che, diciamo, di un prodotto che ancora non c'è nel mercato. Non possiamo che rivolgerci a dei consumatori. In questo caso i nostri consumatori sono dei consumatori che risiedono in Sardegna. È un campione che abbiamo usato è di 504 residenti in Sardegna, un campione che noi chiamiamo rappresentativo. Cosa vuol dire? Che può rappresentare, bene rappresentare statisticamente ciò che pensano e le percezioni dei consumatori sardi riguardo a questo prodotto. Il questionario è stato distribuito online da una società specializzata, la Bilenni, una società internazionale, e il periodo di rilevazione è il luglio di quest'anno. Vediamo come è composto il nostro campione dei 500 intervistati, un'età media di 52 anni, un po' più alta rispetto alla media del residenti in Sardegna. Il 63% degli intervistati sono delle donne. L'età, vedete la distribuzione dell'età, e lì vedete la distribuzione del campione dei residenti per le varie
varie province della Sardegna. Chiaramente le province di Cagliari e Sassari giocano un ruolo più rilevante rispetto alle altre. Ancora per assicurarsi la bontà del campione, vediamo la distribuzione del reddito degli intervistati, non differente dalla distribuzione del reddito di residenti in Sardegna, e anche per quanto riguarda il livello di istruzione. Come vedete, la colonna più alta è quella relativa al diploma di scuola superiore e segue, diciamo, la distribuzione dei residenti in Sardegna. Bene, una volta che abbiamo capito che il nostro campione è un campione che potrebbe riflettere la distribuzione della popolazione nella nostra regione, andiamo a vedere le percezioni dei consumatori, innanzitutto relativamente al consumo di carne. E questo piccolo istogramma ci dà una distribuzione del consumo di carne rispetto a una domanda molto semplice: se all'intervistato piace consumare carne. Stiamo parlando di tutte le tipologie di carne, non soltanto della carne bovina, oppure non mi piace. Vedete che il 91% del campione risponde sì, mi piace consumare carne, ma c'è una componente, 10%, che è molto simile alla percentuale che troviamo anche a livello nazionale, che risponde a questa domanda no. Bene, questi consumatori, questi 44 consumatori, quindi sono stati esclusi dall'analisi successiva. Non essendo interessati al prodotto, non siamo interessati ad intervistare queste persone. Poi nel questionario abbiamo chiesto perché. Chiaramente il tema vegano salta fuori, però insomma siamo andati avanti. Alcune domande interessanti sui 460 consumatori. Quante volte consumano carne durante la settimana? La maggior parte risponde più volte, più giorni alla settimana. E l'altra domanda importante è se hanno ridotto negli ultimi anni il consumo di carne. E anche qui vediamo che il campione risponde positivamente. Sì, c'è una domanda che nel tempo si è ridotta. Diciamo che i neutrali, quelli che rispondono sì o no, sono la maggioranza, ma vedete che la percentuale di intervistati che sono d'accordo con il fatto che i consumi si siano ridotti è rilevante. Alcune altre domande importanti per capire anche le successive risposte è stata quella di chiedergli: ma sei tu che ti occupi prevalentemente degli acquisti di carne? Nel campione, vedete, la quota maggiore risponde sempre: sì, sono io che spesso sempre mi occupo di acquisti di carne. I due canali principali sono macelleria di fiducia e distribuzione. Come vedete, fino a questo punto, diciamo, i nostri risultati, diciamo, non sono molto diversi rispetto a quelli che si conoscono. Relativamente alla tipologia di carne e alle proprietà della carne, il professor Tassinari già l'ha detto. Alla domanda se piace una carne più tenera, la maggior parte degli intervistati risponde sì. La carne deve essere tenera, e questo è una cosa che è importante da sottolineare, soprattutto relativamente a un allevamento biologico. Come sapete, un allevamento biologico è un allevamento prevalentemente al pascolo, e la carne potrebbe avere delle proprietà che non sono allineate rispetto al requisito di tenerezza che richiede il consumatore. Solitamente la carne biologica è una carne un po' più dura, diciamo così, rispetto ad una carne ad esempio, che ad un altro tipo di carne convenzionale. E un altro punto importante è relativamente al colore della carne.
spesso recandomi dal mio macellaio vedo che molti preferiscono la carne più che un colore rosso, un colore più vivace. Ecco, un colore rosso indica anche una carne meno frollata, come diceva il professor Tassinari precedentemente, e la carne biologica è una carne ugualmente che ha un colore solitamente più scuro rispetto a una carne di tipo convenzionale. Quindi questi due fattori sono due fattori importanti di cui bisogna tener conto. Qui adesso entriamo direttamente sul tema carne biologica di bovino nato allevato in Sardegna, quindi stiamo presentando i risultati relativamente a questa tipologia di carne. Sei interessato? Ancora una volta sì, sono molto interessato a questo tipo di carne, una piccolissima, un 4% risponde no al questionario, e andiamo a vedere, purtroppo è piccolo ma dovuto gioco forza ridurre e assemblare i grafici, perché sei favorevole acquisteresti una carne bovina bio nato e allevato in Sardegna? Per due motivi principali: perché per me è una carne più salubre, e questo è stato richiamato dal professor Tassinari, e perché è un processo, il biologico, che porta a un maggior benessere degli animali. Cioè nella percezione di questi consumatori un allevamento prevalentemente al pascolo con mangime biologico è un allevamento che porta ad un rispetto maggiore degli animali. Non è che gli altri tipi di allevamento non rispettino il benessere animale, non stiamo dicendo questo, però il livello di percezione del benessere dell'animale è un concetto importante nella percezione dei consumatori relativamente a questo tipo di allevamento. Abbiamo altre risposte positive rispetto a una produzione più rispettosa dell'ambiente, e fatto importante che ci porta ad introdurre poi alcuni fatti che esamineremo più avanti. L'allevamento biologico ha dei costi maggiori rispetto a un allevamento convenzionale, e quindi abbiamo chiesto al consumatore se ritiene giustificato questo prezzo maggiore, questo differenziale maggiore rispetto alla carne convenzionale. E le risposte, come vedete, l'istogramma, sono andato vado indietro, sono andato avanti, sto andando avanti, ho chiuso la presentazione. Come faccio a tornare indietro? Quello a sinistra, scusate. Ecco, scusate. Sì, il prezzo, il differenziale di prezzo è giustificato. Altre domande che abbiamo fatto: il consumo di carne e l'acquisto di carne non dipende soltanto da scelte del singolo consumatore, ma anche di altri che possono influenzare i nostri acquisti. Questi altri sono solitamente la famiglia. Se in famiglia abbiamo all'interno delle persone che vogliono consumare biologico, queste chiaramente influenzano anche i miei consumi. E come vedete la risposta da questo punto di vista, la mia famiglia apprezzerebbe l'acquisto di carne biologica, vede una risposta più che positiva da parte degli intervistati. E visto che qui abbiamo tanti macellai, senza dubbio, se ci fosse una carne biologica nata, allevata in Sardegna, chiederei al macellaio di poter acquistare questo tipo di carne. Ultimo punto rilevante, soprattutto per un economista, ma per qualsiasi operatore in una filiera bio, abbiamo chiesto ai consumatori, agli intervistati, la disponibilità a pagare un differenziale positivo
relativamente a una carne bio nata e allevata in Sardegna, e abbiamo chiesto anche, con tecniche che qui non sto a presentare, di definire esattamente qual è il differenziale, quale sarà il differenziale, quanto siamo disposti a pagare in più per avere un prodotto di questo tipo. Qui vedete il grafico, sono i premi, euro in più rispetto a una carne convenzionale, per poter acquistare una bistecca, 1 chilogrammo, una bistecca di carne biologica nata e allevata in Sardegna. Questa è la distribuzione, qui sotto avete euro, arriviamo a 10-11 euro, e le percentuali di intervistati relativamente alle varie classi di euro. Per farla breve, la media del differenziale è di 2,6 euro a chilogrammo. È il premio che i consumatori, gli intervistati, attribuiscono a questo tipo di prodotto. È tanto? È poco? Questo lo dobbiamo definire a posteriori. Però senz'altro credo, per arrivare alle conclusioni, che alcuni punti siano rilevanti. Da questo studio, che è il primo sulla domanda di carne biologica, non ho trovato in letteratura della natura scientifica degli studi specifici sulla carne bio di bovino a livello internazionale, ma e quindi tanto più a livello locale. Però senza dubbio da questo studio si possono ricavare alcune conclusioni. La prima, non è vero che la domanda sia scarsa, la domanda potenziale c'è, ma bisogna, come diciamo noi, attivarla. Cioè dobbiamo essere bravi a attivare questa domanda. Quali sono i fattori su cui puntare? Li abbiamo visti precedentemente. È una carne che è percepita più salubre, il benessere degli animali è importante e anche l'ambiente è importante. Cioè i 3 fattori che caratterizzerebbero questo tipo di prodotto sono incentrati su questi punti. Quindi qualsiasi azione di marketing, di proposta di questo prodotto non può non far perno su questi 3 punti. Dopodiché il premio è positivo, è tanto, è poco. Se guardiamo la carne austriaca che arriva nel nostro paese bio, il differenziale è molto inferiore rispetto a questo che ci stanno proponendo gli intervistati, i 2,6 euro. Per capire se vale la pena a questo punto attivare un ciclo regionale relativamente a una carne bio, non dobbiamo far altro che i conti che tutti sappiamo fare, quindi un'analisi dei costi relativamente a questo tipo di allevamento, a questo tipo di filiera. I benefici indirettamente ce li abbiamo da questa indicazione di premio relativamente a questo tipo di prodotto. Vi lascio, questo è il link, lì trovate il codice QR del questionario, che si vuol divertire a compilarlo, è ancora aperto. Niente, vi saluto, grazie per l'attenzione. Grazie professor Gutierrez. Aspetta che ancora se c'è qualcuno che sta scannerizzando il QR code. Ora abbiamo parlato quindi degli aspetti economici della carne, della potenzialità della carne bio. Adesso c'è un'immersione in un pezzetto importante che è già stato nominato diverse volte, che è quello della frollatura, e ce ne parlerà il professor Cristian Scarano dell'Università di Sassari. Buongiorno a tutti. Allora, in realtà non parlerò della frollatura, perché parlerò anche della frollatura.
No, io inizio col ringraziarvi, ringraziare la cooperativa, ringraziare il dottor Lai per l'invito. A me è stato chiesto di raccontarvi un'esperienza che abbiamo fatto, che è quella del progetto Meat Culture. Un progetto che è nato sempre in collaborazione con la cooperativa e l'Università di Sassari e poi è andato avanti e si è concluso da qualche mese. Ok, per fare questo, per le persone che non sono della zona, parliamo un secondo del contesto. Il contesto è quello, come invece la maggior parte di voi sanno, di una cooperativa che insiste su un territorio dove nascono, crescono, vengono allevati, ingrassati e commercializzati i vitelli sardi. Il mercato di commercializzazione è un mercato un po' particolare, perché è fortemente sbilanciato verso la macelleria, quindi non come capita in altre realtà dove a farla da padrone invece è la grossa distribuzione organizzata. Questo contesto, questa rete commerciale molto particolare, che rappresenta l'80% circa della vendita della cooperativa, crea un po' quello che diceva prima il professor Tassinari, cioè si crea un rapporto con il cliente finale molto particolare, perché il cliente finale che va in macelleria non è lo stesso che acquista la carne nel grosso supermercato. È un consumatore che vuole dei tagli particolari, che vuole scegliere e soprattutto che è disposto anche ad acquistare tagli che normalmente nella grossa distribuzione organizzata non vengono. Ok? Che sono poi quelli che riguardano questo progetto, che era diviso in due grossi filoni. Uno era la carne frollata, l'altro era la valorizzazione del quinto quarto. Quali erano le prospettive iniziali del progetto e perché è nato? Semplicemente perché si voleva ampliare la rete commerciale, soprattutto in vista di che cosa? Di un ampliamento del centro d'ingrasso, di un ampliamento della struttura di macellazione, soprattutto del rifacimento della zona chiamata normalmente tripperia. E in più si voleva andare ad intercettare quello che è il mercato della carne frollata e parallelamente, come vi dicevo, anche sviluppare la commercializzazione dei tagli del quinto quarto, che normalmente vengono considerati una voce di costo, perché c'è un problema di smaltimento. In Sardegna smaltire costa molto caro, lo sanno gli operatori del settore, e in più c'è anche un aspetto ambientale, perché smaltire significa energia elettrica, significa acqua, quindi trasformare questa voce di costo improvvisamente in un aspetto che riguarda il guadagno è un bel fare. Questo era il contesto in cui nasce Meat Culture. Il team di progetto era molto ampio perché riguardava l'Università di Sassari con due dipartimenti, il Dipartimento di Agraria con i ricercatori di Scienze e Tecnologie Alimentari e con i ricercatori di Economia Agraria. Il professor Gutierrez che parlava prima è uno di questi partner, e il Dipartimento di Medicina Veterinaria con i ricercatori del settore di ispezione degli alimenti di origine animale, che in questo caso io rappresento, e infine la parte di diffusione dei risultati fondamentale è stata curata da Cinearena, che è una società cooperativa. Che cosa abbiamo fatto? Allora,
Attività preliminari significa fare una fotografia di quello che è lo stato dell'arte prima di iniziare le attività di progetto. Successivamente abbiamo fatto delle prove, quando dico abbiamo, parlo di tutte le persone che erano dietro questo progetto. Abbiamo fatto delle prove di frollatura sui tagli forniti dalla cooperativa. Okay? Quindi abbiamo lavorato sui loro tagli. In più è stato creato anche un panel di assaggiatori per fare le analisi sensoriali. Ancora abbiamo valutato quella che era la shelf life di questi tagli, cioè come andava il profilo microbiologico nella conservazione così lunga nel tempo, soprattutto per quanto riguarda i tagli di frollatura. Lo stesso lavoro è stato fatto sui tagli del quinto quarto, parallelo. Infine è stata fatta una indagine di mercato, uno studio di mercato molto simile a quello che avete appena visto. E per chiudere, come vi dicevo prima, c'era un team che si occupava di trasferire i risultati che piano piano venivano raggiunti. Anche io anticipo il collega professor Serraino che seguirà dopo il mio intervento, che parlerà nel dettaglio della frollatura. Io di frollatura cosa vi dico? È un sistema per valorizzare alcuni tagli che crea un aumento economico importante se è fatta correttamente e che sta diventando un business commerciale. Oggi in quasi tutta Italia sono presenti delle rivendite, perché ormai non si possono più chiamare macellerie, che sono delle boutique da gioielliere, con tagli di carne che vengono manipolati e trattati come se fossero, ripeto, dei gioielli. Perché ho detto questo? Un po' mi ha anticipato il professor Tassinari, perché se in tutta Italia sta esplodendo il business commerciale, in Sardegna è un'innovazione tecnologica. Non mi chiedete perché non so darvi la risposta, perché sono 25 anni che lavoro su questo settore, l'ho chiesto e ci ho lavorato tanto per cercare di capire perché da noi il macellaio in maniera fiera diceva al cliente: compri questa carne, è fresca, macellata stamattina. Se lo dici in Emilia o a Bologna, sì, esatto, probabilmente non solo non ci tornano più, ma ti guardano male. Ed è il motivo per cui quando noi sardi andiamo, io sentivo, sono andato, ho mangiato la carne a Firenze, la fiorentina, così grossa, tenerissima, e loro la frollano, noi no. Certo, se no non la potresti mangiare. Sono quelle cose strane che abbiamo avuto qualche caso. Ricordo un po' di anni fa il Consorzio del Bue Rosso ha provato a sperimentare, l'innovazione tecnologica eccezionale era semplicemente che la frollavano, da disciplinare avevano 15 giorni di frollatura e chiaramente il cliente quando andava a mangiare, ho mangiato la carne del Bue Rosso buonissima e tenera, la frollano. Okay. I due sistemi, ve li dico velocemente, sono uno, almeno i più, ce ne sono più di due, i più comuni sono una frollatura a secco e l'altra una frollatura all'interno di un sacchetto in umido, ma di questo poi ne parla il collega, quindi io vado veloce. Il costo è molto più alto, perché? Perché ha una resa più bassa, nel senso che la carne si asciuga fisiologicamente di circa il 30% in una frollatura media, se no anche molto di più, deve essere rifilata perché è molto scura, chiaramente si ossida, è una cosa normale, quindi io ho delle perdite, in più devo tenere fermo un taglio di carne spesso molto pregiato all'interno di un armadio che consuma energia elettrica e ho un capitale bloccato. Ecco perché poi alla fine tutto questo aumento di costo a qualcuno lo devo girare e lo giro al consumatore finale. Per quanto riguarda il quinto quarto, quindi faccio questo ping pong tra le due linee, e come sapete sono dei tagli
per me molto buoni, ma i gusti non si discutono, hanno sicuramente delle ottime caratteristiche organolettiche e nutrizionali e spesso vengono considerati degli scarti. La commercializzazione in generale è molto scarsa, soprattutto legata alle tradizioni culturali. In Sardegna abbiamo il longus nella parte del sud, lo zimino nella parte del nord e in mezzo tutto quello che volete. In più è un mercato che sta iniziando a sentire la domanda di alcuni tagli che tra l'altro non riguardano la nostra cultura, che riguardano invece le richieste delle persone che ormai vivono con noi, provenienti da altre realtà multietniche e che cercano quei tagli commerciali tipici del loro paese, che per noi invece sono un vero e proprio scarto, quindi perché non valorizzare anche questo? Sui risultati ho eliminato la parte troppo tecnica, però se volete c'è un sito, andate a vedere, ci sono tutte le relazioni. Io vi racconto solo velocemente con delle foto quello che abbiamo fatto. Le attività preliminari cosa comprendevano? Peso vivo dell'animale, peso morto dopo un'ora e dopo 24 ore per vedere che cosa succedeva, la determinazione della curva del pH lungo le prime 24 ore, ancora una valutazione di tutte le superfici a contatto e non a contatto, pavimenti, pareti, eccetera, in sala macellazione, l'abbiamo fatto anche in triperia, proprio per avere una fotografia di quella che era la situazione. Abbiamo valutato anche la contaminazione, l'eventuale contaminazione presente sulla carcassa. Un altro gruppo si è occupato di fare le prove di frollatura con degli armadi acquistati ad hoc, quindi sia la dry che la wet, asciutto e umido. Sono state effettuate le analisi chimico-fisiche di questi tagli e nutrizionali. È stato valutato l'andamento del colore con uno strumento specifico che quindi rende il dato oggettivo e non soggettivo, e questo è il texturometro, quello che vi anticipava prima il professor Tassinari, uno strumento che è in grado di dire in maniera oggettiva quanto la carne sia masticabile e tenera da tagliare, quindi un dato scientifico. Valutazione sensoriale, quindi il prodotto che provavamo a fare veniva presentato a dei giudici. Un altro gruppo ancora, che è quello con cui lavoro io, valutava, come vi dicevo, l'aspetto microbiologico del taglio al giorno zero e poi lungo tutto il periodo della frollatura. Abbiamo fatto anche tagli di pistola, sempre forniti, tagli di carne forniti dalla cooperativa. Valutazione della superficie dei singoli tagli, sia della superficie con queste spugnette, che anche per escissione, cioè anche andando a prendere un pezzo di carne, quindi una parte un po' più all'interno. Sempre la valutazione anche dell'eventuale contaminazione degli strumenti che usavamo, in questo caso l'armadio, proprio per vedere se per caso la contaminazione arrivava anche da altre parti. Stesso lavoro, come vi dicevo prima, l'abbiamo fatto sui tagli del quinto quarto, quindi trippe e intestini. Abbiamo poi effettuato delle prove per trovare un sistema per stabilizzare questo prodotto con dei bagni in acqua calda per del tempo, e abbiamo anche testato quelli che erano quegli alimenti che vi dicevo prima. Per esempio la trachea in Sardegna non la usiamo, però molti popoli, soprattutto nel Nord Africa, sì, e quando vengono qua la chiedono. Quindi abbiamo cercato dei sistemi di confezionamento e abbiamo rifatto la stessa prova anche su quei prodotti lì. Come vi dicevo, poi c'è stata la parte dell'indagine di mercato, dove sono state chieste diverse cose ai consumatori. Io ho ristretto
il più possibile. Come raccontato in un altro evento dal professor Gutierrez, il consumatore era disposto a consumare questa carne frollata e a pagarla di più, perché rispondeva perché è più tenera, perché è più succosa, perché è più digeribile, perché è più saporita, e questo premio, come diceva prima il professore, è di circa 4,70 euro. Per quanto riguarda invece l'aspetto della quinto quarto, qua correggimi se dico cose sbagliate, il consumo era molto condizionato da che cosa? Da due fattori psicosociali, che sono la neofobia alimentare, cioè la paura del cibo nuovo, soprattutto per i giovani che non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di mangiare le frattaglie anche quando avevo 3 anni. Esatto. E poi anche il disgusto alimentare, cioè qualcosa che non mi piace, non lo voglio neanche assaggiare perché mi disgusta. Qua la cosa curiosa è stato che avevano una maggior resistenza al disgusto alimentare gli anziani rispetto ai giovani, questo ci sta, gli uomini rispetto alle donne, non lo so perché, e anche i redditi più alti rispetto ai redditi più bassi. Infine, come vi dicevo, la parte di comunicazione, sono stati prodotti delle brochure, sono stati organizzati eventi, è stata predisposta una newsletter periodica, abbiamo partecipato, il progetto ha partecipato a un evento della Proloco che ha coinvolto ragazzi dell'Angola, del Mozambico, della Nigeria, che preparavano i loro prodotti, probabilmente alcuni di voi li hanno anche assaggiati perché era l'anno scorso alla Fiera della Polenta, io c'ero, e abbiamo fatto anche formazione e comunicazione dei dati. A chi? Agli operatori del settore alimentare, che riguardava quelli compresi dalla cooperativa, ma anche ai macellai quando si andava in giro per le strutture. La formazione è un aspetto fondamentale. La formazione non del macellaio, non dell'allevatore, non solo, di tutti i soggetti della filiera. Ognuno per il suo pezzetto deve essere formato e responsabilizzato, cioè lui deve sapere che anche quella piccola cosa che fa, che è magari trasportare un vitello o trasportare un taglio di carne dal sezionamento alla macelleria, è molto importante, soprattutto quando si va a lavorare con la carne, ma quando si va a lavorare su dei tagli che poi andranno conservati per tanto tempo, la carne frollata. E questa attenzione deve essere trasferita in tutte le fasi della filiera. Allevamento, perché? Perché se un veterinario, e lo dico da veterinario, sbaglia facendo un'iniezione, l'animale poi recupera, però io quel taglio di carne poi dopo lo trovo con delle lesioni. Ancora, durante il trasporto ci sono tantissime esperienze che parlano di microemorragie da pungolo elettrico o da edema per qualche colpo ricevuto o perché l'animale non è stato condotto in maniera corretta. Ancora, nelle fasi di sezionamento bisogna stare attenti a quello che si sta lavorando, perché contaminare è un attimo, però non contaminare è facile lo stesso, basta farlo in maniera attenta e corretta. Il trasporto delle mezzene, perché? Perché vi ricordo che questa carne non andrà mangiata subito, ma dovrà restare per settimane e per i più fortunati anche più di un mese, quindi è logico che è una carne che si sta a temperatura di refrigerazione, ma può andare incontro, se è contaminata, a un sacco di problemi e di difetti. Stesso discorso vale per le attività degli operatori di macelleria, tutto pulito, tutto in maniera corretta, mani, operatore, attrezzature. Questi sono alcuni difetti che abbiamo riscontrato proprio perché stavamo lavorando con operatori che per la prima volta si approcciavano a questo
a questo tipo di prodotto. Per esempio una cosa normalissima, il gancio o il cordino, non è che non si possono mettere, si devono mettere, ma bisogna stare attenti che siano molto puliti, possibilmente sanitizzati, perché poi si creano delle moltiplicazioni batteriche che rendono quel pezzo di carne non più commerciabile se mantenuto per tanto tempo, anche se a temperatura di refrigerazione. Ancora, il trasporto della mezzena o del taglio di carne che diventerà carne frollata va fatto in maniera un po' più delicata, bisogna stare un po' più attenti. Le contaminazioni delle superfici, noi abbiamo addirittura dovuto sospendere un lotto, non abbiamo potuto fare l'analisi sensoriale perché la carne era stata contaminata e ormai quando era finita la frollatura il livello di contaminazione era tale che abbiamo dovuto bloccare, chiaramente non gliel'abbiamo data da mangiare. Quindi cosa vi dico? Attenzione in fase di macellazione, certo, sempre, ma se faccio un taglio per carne che diventerà frollata, di più. Quindi scuoiamento, eviscerazione, vado veloce, superfici all'interno della struttura di macellazione e di sezionamento, gestione igienica delle attrezzature e del personale, quindi sempre formazione, vedete che torna nel punto vendita. Queste sono un paio di foto che... questi sono dei casi dove una persona, anche se formata, perde la concentrazione e fa degli errori che in quel momento sembrano delle fesserie, ma che poi diventano dei problemi. Questa è una cosa, per esempio, appoggiare le vaschette già piene di carne pronte al confezionamento, però qua il fondo della confezione che era appoggiata, chiaramente non doveva venire a contatto con l'alimento, è andato sopra. Oppure, questa ne ho messo una, ma potevo metterne 50 perché ne ho diverse, i cellulari, come capita a casa che li poggiamo dovunque, questo capita anche nel punto vendita. Non va bene, il cellulare lo dovresti tenere in tasca o al massimo nel retrobottega. Quindi concludendo, per la cooperativa l'innovazione, continuo a chiamarla innovazione, almeno penso per un altro paio d'anni, questo tipo di innovazioni sono state un importante investimento. Un'altra cosa importantissima, lo ridico anche nelle conclusioni, è la formazione continua del personale, ma soprattutto, oltre che la formazione, la responsabilizzazione, cioè rendere fieri tutti i soggetti, tutti gli operatori del settore alimentare per quel poco che fanno, perché è un segmento, ma se io sbaglio all'inizio poi viene trasportato e alla fine non ottengo il risultato. Anche per quanto riguarda il quinto quarto va gestito come risorsa e non come scarto. Perché? Perché abbiamo visto che il cliente, in questo caso parlo del macellaio, cioè il cliente della cooperativa, vuole un semilavorato di buona qualità, ma possibilmente anche ben presentabile e che richieda poco lavoro per poterlo mettere in vendita. Certo, se mi devo mettere, lo devo pulire, lo devo lavare io. Quelle operazioni che lo rendono un semilavorato è meglio che si facciano in tripperia all'interno del mattatoio. Grazie. Grazie. Christian, diciamo che questo racconto mi è venuta una cosa in mente. Adesso faccio una veloce... Chi è di voi che ha visto quella puntata di 4 ristoranti che sono andati sul Supramonte per fare 4... alzate la manina qua. Ok. No. Lo dico per chi non ha visto la puntata. Borghese va sul Supramonte, trova 4 agriturismi, sparsi un po', adesso non mi ricordo bene le località. Supramonte per dire Barbaggia, diciamo, non esattamente nel Supramonte. E sia di un versante che degli altri, insomma, un po' sparsi. E in uno di questi gli servono sostanzialmente la coratella d'agnello, ok? Cos'era cordula? Ah, bravo. Cos'era?
La treccia, qualcuno la chiama treccia, qualcuno cordula, no? Quindi intrecciata di agnello è fatta arrosto. Era arrosto, no? Ma tu ti ricordi benissimo. Racconta, cos'era? Ok, una cordula di pecora. Perfetto, quindi una roba seria, ok? E quindi chi l'ha visto si ricorda bene, perché sostanzialmente gli altri 3 ristoratori, a Borghese non ne capiva nulla, ovviamente, ha iniziato a mangiare, diciamo, magari non era convinto, però sai, ti mettono una cosa davanti e la mangi, no? E soprattutto era curioso di sapere cosa dicevano gli altri, gli altri 3. E gli altri 3 si rendono conto, diciamo, che l'intestino non era pulito ed è venuta fuori una puntata meravigliosa con facce proprio brutte che si minacciavano l'un l'altro perché quello aveva sbagliato. Allora, tornando al discorso, perché in Sardegna quella cosa, no, che dicevi tu, Christian, no, la carne è macellata ieri. Allora, noi sappiamo bene, no, il sardo, diciamo, prima di riuscire ad ammettere che quella cosa è sbagliata, non è solo un problema di adattamento alle tecnologie, di investimenti, eccetera, eccetera, è che ci mettiamo un po', diciamo, siamo un attimo, no, prima di ammettere che c'è qualcosa e che quello sa fare la cosa meglio di te. Infatti, questi poveri che oggi faranno la gara a seguire questo convegno, che sono ovviamente tutti molto preoccupati l'un l'altro, la preoccupazione migliore, giustamente, perché una gara è quella di fare bella figura, ma loro la faranno tutti. Invito adesso Andrea Serraino, che è l'ultima relazione di stamane, prima di questa sintesi con la tavola rotonda che faremo poi, che appunto ci parlerà in maniera più approfondita sicurezza alimentare. Guarda che razza di titolo, io non lo leggo neanche, ce lo racconti tu. Eccola qua, prego. Però se avete fatto una cosa Grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento agli organizzatori, Federcarni, la cooperativa e agli amici della Proloco che ci hanno ospitato in questi giorni e ci hanno coccolato. Allora, io vi parlerò di quello che ha accennato Christian poco fa, la frollatura a secco. Farò un excursus su 3 argomenti principali, che sono gli obblighi normativi che sono stati recentemente emanati e li commenteremo, un approfondimento sulla microbiologia della carne, io la chiamo anche maturata, perché poi la frollatura a secco, che è una orribile dal mio punto di vista traduzione del dry aging, quando vai a mettere la traduzione di aging in inglese ti viene da invecchiamento, maturazione, frollatura, vengono fuori tutta una serie di termini. Comunque la nostra normativa italiana ha deciso di chiamarla frollatura a secco. Aspetti microbiologici che condizionano poi quegli aspetti di attenzione che bisogna avere nel trattare questa carne. Allora, questo è il regolamento che è uscito all'inizio anno e che entrerà in vigore operativo verso metà novembre, che ci chiarisce dal punto di vista normativo alcune cose. La prima cosa è che questa carne, anche se io la lascio lì un anno a maturare o a frollare, viene considerata carne fresca e quindi prende tutti i requisiti della carne fresca che voi normalmente, che le macellerie normalmente sono obbligati a rispettare in relazione alla sicurezza alimentare. Questo è un regolamento sulla sicurezza alimentare, chiariamo. La seconda cosa che ci chiarisce è quali sono i parametri importanti per garantire la sicurezza di questa carne, che devono essere impostati nelle attrezzature. La temperatura, l'umidità dell'aria e il flusso d'aria.
La temperatura è una cosa a cui siamo abituati, l'umidità così così, ma si riesce a controllare e a gestire abbastanza bene con strumenti. Flusso d'aria è la cosa un po' più complessa e quella su cui ci dobbiamo fermare un attimino. Allora, il regolamento ci dà come prima cosa i parametri che devono essere rispettati. Dice che la temperatura deve essere fra meno 0,5 e al massimo 3 gradi centigradi dentro queste camere, dove io vi dico che 3 gradi centigradi sono un buon livello per maturazioni corte, da quello che si legge in bibliografia. Cioè corte intendo 20 giorni, un mese, ok? Se io voglio spingere oltre la maturazione, devo usare temperature più basse, intorno a 1 grado più o meno, perché sennò la carne va male. La temperatura che cosa condiziona? Condiziona in primis la velocità degli enzimi che determinano l'interinerimento della carne e la comparsa dei sapori diversi e aromi diversi. Più è alta la temperatura, più è alta, così forse è meglio, Da quella così sei lontano dalla cassa, capito? Ah, è la cassa, ok. Più è alta la temperatura e più gli enzimi lavorano velocemente. È la cassa lì. In questa posizione. Provo? E poi mi regolo io col microfono. Più è alta la temperatura, più veloce è l'intenerimento della carne. Più è bassa la temperatura, più i microrganismi vengono controllati ed è difficile che si verifichino alterazioni. Quello che normalmente viene riportato in bibliografia e nella nostra esperienza è vero, è quello che vi ho detto prima: se io devo fare maturazioni molto lunghe conviene tenere la temperatura a 1 grado. Il limite inferiore che non dobbiamo superare è quello di congelamento della carne. Poi più bassa è meglio è se io devo fare delle maturazioni lunghe. L'umidità dell'85% va bene, massimo. Il flusso d'aria deve essere compreso tra 0,5, ci dice la normativa, e 5 metri al secondo. Questo deve essere inteso come il flusso minimo di aria che ci deve essere su tutte le parti della carne. Ed è, come vedremo, condizionato molto dalla quantità di carne che io carico e dal loro posizionamento. Dopo lo approfondiamo. Poi ci dice che questi sono i parametri che vanno bene per la carne bovina, per un massimo di 35 giorni. Se io voglio maturare la carne per periodi superiori, devo validare il mio processo e dare dimostrazione all'autorità competente che ho lo stesso livello di sicurezza. Se io voglio maturare la carne di suino o di altre specie, siccome non c'è bibliografia, non ci sono studi scientifici, l'EFSA non ha espresso alcun parere, devo validare il processo per gli stessi requisiti di sicurezza. Ma quali sono questi requisiti di sicurezza? Se è carne fresca non ci sono i requisiti di sicurezza nella normativa, perché noi abbiamo dei requisiti microbiologici per le carcasse al macello, ma sulla carne del macellaio non c'è un requisito normativo. Si fa riferimento al report dell'EFSA, pubblicato un paio di anni fa, da cui, come vedete, qui ci sono gli stessi numeri, sono stati presi i dati per fare la normativa. Il report dell'EFSA ha risposto a una domanda della Comunità Europea, che gli ha chiesto: la carne dry age è più sicura o è meno sicura della carne fresca? L'EFSA ha fatto un'analisi, ha detto: guardate, nella carne refrigerata il problema è Listeria monocytogenes, che è quel batterio messo lì, questo.
nella carne fresca normalmente a fine shelf life cresce la listeria di 2 logaritmi, in queste condizioni la carne maturata non crescerà, la listeria non crescerà più di 2 logaritmi, quindi è paragonabile. Quindi quello che noi dobbiamo dimostrare nella validazione è questo obiettivo di crescita di non più di 2 logaritmi della listeria. Ci dà anche dei requisiti per le attrezzature, il regolamento. Il primo dice l'aria che esce dall'evaporatore, rientra nell'evaporatore ed entra in contatto con le carni deve essere filtrata o trattata con raggi UV. Cosa significa questo? Queste attrezzature hanno 2 sistemi. Uno ricircola l'aria all'interno, ok? E questa va all'evaporatore, si riraffredda e torna sulla carne. E un secondo è lo scambio con l'esterno di cambio di aria periodico. Questa aria che ricircola deve essere filtrata o trattata con raggi UV. La seconda cosa che ci dice è che queste attrezzature, per rispettare quei parametri lì, devono essere dotate di un sistema di controllo che misura i parametri importanti, temperatura, umidità e ventilazione. Ma la ventilazione io non la riesco a misurare a meno che io non metta un anemometro dentro, cosa che è difficile. E quindi ci limitiamo a misurare umidità e temperatura. Sono attrezzature queste che non sono dei frigoriferi, ok? Hanno bisogno di studi per garantire che la temperatura sia uguale in tutte le posizioni, hanno bisogno di studi che ci dicano che l'umidità relativa non supera l'85% in tutte le posizioni e soprattutto in relazione alla ventilazione che io non posso misurare, mi devono dare una certificazione del fatto che, qui vediamo come gira l'aria diversamente in funzione di come io posiziono le costate, e che in funzione del flusso d'aria che io imposto, l'aria tocca solo alcune parti o tutte della carne. Quindi l'azienda che mi vende l'attrezzatura mi deve dire quanta carne gli posso mettere, perché poi dipende anche da come è fatto l'evaporatore, come sono fatti i motori, qual è lo studio, il flusso d'aria che viene studiato, ok? Quanta carne posso mettere e se devo avere degli accorgimenti nel loro posizionamento. Chiaramente un certo spazio va lasciato, perché sennò l'aria fra una costata e l'altra non circola. Veniamo alla parte di microbiologia. Questi sono alcuni capisaldi che noi poniamo per la carne dry age. Il primo è che se noi non li facciamo entrare i batteri, fuori la carne contaminata ci sono i batteri, dentro è sterile. E se non li facciamo entrare durante tutte le lavorazioni, dentro rimane sterile. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo considerare. La carica batterica totale. In tutti gli studi si evidenzia che c'è una crescita di svariati logaritmi nella carica batterica totale all'esterno della carne e poi durante la frollatura, poi questa si stabilizza o decresce. Quindi la carica batterica totale non è un indicatore del fatto che io stia facendo un processo correttamente. Gli enterobatteri, che sono un altro dei parametri che normalmente vengono presi a parametro, a indicatore di un processo controllato e igienico, normalmente decrescono durante la frollatura a secco. Questo è stato proposto come indicatore di un processo da alcuni ricercatori.
che hanno fissato dei limiti per gli Escherichia coli e le enterobatteriacee. La maggior parte dei patogeni che noi siamo abituati ad affrontare, salmonella, gli Escherichia coli patogeni, gli stafilococchi, eccetera, eccetera, non si moltiplicano o muoiono alle temperature che noi normalmente utilizziamo, sotto ai 3 gradi, mentre e analogamente le muffe non producono le tossine a temperature sotto i 3 gradi, mentre le muffe possono svilupparsi e la Listeria si può sviluppare a temperature inferiori a 3 gradi dal punto di vista teorico. L'EFSA ci dice che crescerà di 2 logaritmi, gli studi scientifici ci dicono che la Listeria non si moltiplica o muore durante la frullatura, perché il parametro di temperatura, pH e attività dell'acqua, anche se sembra permissivo, in realtà non tiene conto della ventilazione, perché la ventilazione causa una bruciatura della superficie che noi abbiamo visto già nelle fotografie che ha fatto vedere Christian, il professor Scarano. Questi sono studi nostri fatti sulla Frisona, sulla quale stiamo lavorando e perché riteniamo interessante come sistema di valorizzazione di vacche a fine carriera questo tipo di trattamento, con un'attrezzatura impostata a 1 grado più o meno 2, quindi lei variava fra -1 e 3, 78 gradi più o meno 7 e una ventilazione di 2 metri al secondo, che è con quell'attrezzatura quello che ci serviva per raggiungere il minimo flusso d'aria su tutte le parti. In questa situazione noi vediamo che possiamo tranquillamente maturare la carne fino a 60 giorni, la Listeria messa da noi, 4 logaritmi, decresce, queste piccole variazioni sono non significative dal punto di vista microbiologico. Il pH abbastanza normale all'inizio è cresciuto, questo ci dovrebbe dire, questo succede normalmente nella carne maturata, questo è cresciuto particolarmente, ok? Però il dato interessante è questo, è l'attività dell'acqua. L'attività dell'acqua ci dice quanto è secca in superficie la carne. E se questo è indicatore di un prodotto fresco, 0,99, questo è già indicatore di un prodotto in cui di acqua ce n'è poca. E arrivati a questo punto non cresceranno più i batteri patogeni, ok? Significa che arrivati a questo punto, se fino a T60 vuol dire non era un problema, io posso maturarla quanto mi pare. Avrò perdita di peso, avrò vari, dal punto di vista commerciale, farò dei ragionamenti dal punto di vista commerciale, ma dal punto di vista della sicurezza alimentare, con questi parametri, io posso maturarla quanto mi pare. Quindi andate a casa, impostate nella vostra macchina questi parametri e avete il processo validato. Questa è una buona notizia che vi do adesso. Perché? Perché chiunque l'ha vista, la carne dry age, sa che dopo circa 15 giorni si crea una crostina superficiale di 1 millimetro, 1,5 millimetri, che a 3 mesi è di 1 centimetro circa, dipende dall'attrezzatura che avete, ok? E che dura come il cuoio, gli puoi dare delle martellate, quindi non cresceranno i batteri, fino ad arrivare a 6-8 mesi, e poi ci sono fotografie in ogni dove. Le muffe, che è un argomento che si discute spesso. Queste sono analisi microbiologiche fatte sempre sulla carne di Frisona. Guardiamo sotto la linea rossa, colore, questo è la carne fresca, e poi all'aumentare della stagionatura. Quando io ho colori più scuri, più verde, più blu, vuol dire che c'è più carica. C'è più carica. Quindi le muffe dal punto di vista microbiologico si moltiplicano, però non le vedi.
se fai cioè la carne non ammuffisce se i parametri sono impostati correttamente. Se la carne ammuffisce vuol dire che i parametri non sono impostati correttamente o state sbagliando qualcos'altro. Ve la faccio rivedere. Penso che sia questo pezzo qui, poi portato a 90 giorni, questa è una foto di più giovane, di quando aveva 25-30 giorni, non ammuffito, tirato fuori dalla macchina, messo in frigorifero, una settimana succede questo, ok? A dirvi che non sono frigoriferi, cioè devono essere macchine progettate apposta. Veniamo alle attenzioni. Ci sono tagli che sono più adatti ad essere frollati rispetto ad altri, affrollati per lunghi periodi. Questo è un taglio, è la parte un po' più craniale della costata, che è poco adatto a essere frollato. Qui ci sono tutte le fasce muscolari. Quando si asciuga si crepa, si separano e ci dà due ordini di problemi. Il primo, che quando lo andate a rifilare, perché poi dentro queste crepature lui si asciuga, e per cui la crosta che io pensavo di avere di 1 centimetro mi diventa di 2-3 centimetri. Poi se si asciuga, se non si asciuga entrano i batteri e danno problemi all'interno. Quindi tagli che sono più netti, più facili da lavorare, sono più adatti. Se entrano i batteri succedono queste cose qua. Quindi grande attenzione quando le aprite, quando le rifilate, ad alterazioni di colore, che se sono localizzate in questo punto, uno la taglia e ha risolto il problema. Se sono localizzati in punti come questo, la carne va scartata, anche perché ho provato a cuocerla dopo, ma quello che puzza da crudo puzza ancora di più da cotto. Allora, ci sono dei tagli che, anche se teoricamente sono adatti, fanno queste spaccature. Questo era un taglio teoricamente adatto. Una tecnica può essere quella della stuccatura, cioè si usa del grasso di bovino e si chiude, purché la fessurazione sia asciutta. Se no io chiudo i batteri dentro e faccio peggio. Questa tecnica della stuccatura, si vede la carne tutta ricoperta di grasso, eccetera, eccetera, può essere utilizzata per ridurre il calo peso, purché voi facciate almeno 10-15 giorni di asciugatura superficiale, che è importante per la sicurezza. Dopodiché gli potete mettere il grasso. Questo riduce di un 20-30% nell'arco di un mese il calo peso, ma soprattutto riduce dell'80% la rifilatura, perché la crosta, che dopo un mese diventa spessa, normalmente, chiudendo e facendo perdere meno acqua, riduce lo spessore della crosta e quindi la rifilatura. Cioè succede quello che normalmente succede in queste porzioni della carne, dove la crosta non si forma e dove non c'è scarto. Questo può essere utilizzato per anche frollare tagli più piccoli per lunghi periodi, che normalmente non vengono fatti, perché questo è un filetto, ma se io metto questo pezzo a frollare per un mese e mezzo, è più quello che scarto che quello che riesco a utilizzare. Mentre così, ricoprendoli di grasso, riduco l'evaporazione e quindi posso utilizzare tagli anche più piccoli. Però 10 giorni senza grasso vanno fatti per far asciugare oppure anche del maiale, insomma, è stato fatto con queste tecniche. Allora, i ganci. Il gancio va piazzato sull'osso e il cordino va piazzato sull'osso, perché se io lo metto lì, porto i batteri che sono fuori, li porto dentro
e non va bene, perché poi dentro la carne non è più sterile, i batteri si muovono. Se li appoggio è preferibile il ripiano a griglia rispetto a quelli forati. Perché? Perché permette la circolazione dell'aria. Chiaramente non gli devo mettere sotto niente, la carne appena messa dentro comincia a sgocciolare, qualcuno gli mette sotto la vaschetta, ma io ho il foglio di carta, non va fatto perché ostacolo la circolazione dell'aria. Quello che va fatto è di mettere i tagli nuovi in basso, in modo che sgocciolino qui sul fondo, pulisco e poi man mano li sposto, quando hanno fatto la crosta li posso gestire tranquillamente. Quindi io vendo questa carne o vendo questa, devo ricaricare, prendo questa, la metto sopra e quella nuova la metto sotto. L'ultima consiglio. Allora, abbiamo detto la carne all'interno è sterile. Fuori la carica microbica è elevata, non ci sono patogeni, non ci sono segni di alterazione, ma di microbi ce n'è tanti. Quando io rifilo e taglio, quello che fuori lo porto dentro, naturalmente, ok? Con la carne maturata, siccome è già parzialmente digerita, abbiamo sentito prima, è più digeribile dagli enzimi, che è più facilmente aggredibile anche dagli enzimi dei batteri, ok? Come è più digeribile per noi, è più digeribile per loro, quindi la conservazione è più delicata. Quindi devo ridurre il trasferimento dall'esterno all'interno. Come faccio? Prima cosa, uso degli strumenti puliti. Poi, sega, coltelli, che io uso per la rifilatura e per togliere, voglio dire, le parti esterne, li devo pulire se li voglio riusare. Perché dopo, cosa c'ho? C'ho una superficie esposta e comincio a fare, diciamo, le varie costate. E quello che c'ho sul coltello lo porto dentro. Allora lo pulisco e o cambio. Tutte le rifilature sono molto contaminate. La prima cosa che devo fare, prendo e le metto nel bidone della spazzatura dei sottoprodotti. Ok? Bene. Quando ho finito di rifilare la carne, ho una superficie molto contaminata. Prima di metterci dell'altra carne, che magari è quella fresca, o lavorarci magari che ne so, ci faccio le salsicce, quello che è, disinfetto per bene. Perché lì ci sono molti batteri rispetto a quello a cui io sono abituato di solito. La shelf life dopo, adesso magari Cristian qualche dato ce l'ha, io ho trovato un solo studio fatto da Napoli, dall'Università di Napoli, nella carne di bufalo. Allora, non sottovuoto a 4 gradi centigradi, 5 giorni, a vedere dai dati che loro hanno pubblicato, quando i batteri diventano tanti, eccetera, eccetera, circa. A 2 gradi io raddoppio. Questo ricordate, i pochi gradi di differenza fanno un'enorme differenza in termini di risultato. Abbiamo visto anche già prima la differenza fra 3 e 1 grado in termini di risultato. Se messa sotto vuoto a 4 gradi circa 18 giorni, ma questo, e io l'ho messo qui, giusto che le diapositive non vadano in giro, questo dipende da quanto voi avete lavorato bene qua. Perché se avete lavorato male, questi 18 giorni possono diventare 4, 5, 6. Se avete lavorato molto bene, possono diventare anche di più. Grazie e buon proseguimento. Grazie Andrea. Siccome in maniera, come si può dire, non inaspettata, però diciamo registrare queste cose è sempre gradevole, non solo siamo molto felici che siate in tanti, che siamo in tanti e che siate qua molto attenti. Evidentemente abbiamo intercettato, col piccolo che possiamo fare, un interesse, e vi dico anche che adesso in particolare vedevo facce molto interessate in queste ultime dia che ha proiettato Andrea. Noi
abbiamo tutto l'interesse a diffondere queste cose al di là di questo momento. Noi abbiamo sia sulla pagina Facebook Promo Bovis la segnalazione del link al sito della cooperativa, dove trovate il progetto Promo Bovis con una serie di materiali che sono in alcune newsletter che alimenteremo in questi prossimi giorni, e queste cose, diciamo la sintesi delle cose più importanti di questa mattinata, li trovate lì, per cui come primo inizio di avere una guida che soddisfi appunto l'interesse che vedevo in tanti di voi, li trovate online, ok? Per cui siamo pronti a diffondere il verbo, come si dice. Allora, prima di passare all'ultima parte della mattina, nella quale daremo voce ad alcune personalità illustri del luogo, voglio fare un appello, e cioè, dopo questa piccola tavola rotonda che concluderà la mattina, ci sarà quella bella pausa in cui tutti consumeremo e chiacchiereremo, e poi inizierà la gara vera e propria dopo questa pausa in cui prendiamo fiato. Quindi inviterei i macellai che sono protagonisti di questa gara ad avvicinarsi. Se vedo Ilario vi faccio vedere anche la faccia di quello che dovete seguire, però insomma avvicinatevi qui al banco, perché così avrete tempo di fare una piccola riunione fra di voi e gli amici di Federcarni, che è chiaramente la prima occasione che avete di incontro, e quindi di racconto più specifico di quello che succederà nella seconda parte della giornata. Se vogliamo fare l'appello. Chiamiamo le coppie, le formazioni. Ilario Lui di Federcarni, organizzatore di questa giornata. Grazie Marco. Cioè, essere di fronte così a tante persone fa molto piacere, anche perché noi abbiamo lavorato parecchio tempo e il premio è vostro, nel senso che avete accettato il nostro invito e siete qui presenti ad una manifestazione, la prima in Sardegna, preciso proprio notare che è la prima volta che la Federcarni si muove in Sardegna, e questo fa molto ma molto piacere e onore a tutti noi e il presente. E qui adesso parte una gara secondo me molto bella, non nel senso di gara, nel senso che queste manifestazioni, queste gare servono a migliorare il macellaio, a migliorare il ragazzo che è a fianco, perché qui è un over 35 e sotto 35 che si misurano tra di loro, però io non la vedo come, ripeto ancora, come una gara, ma deve essere come scambiarsi le idee tra uno e l'altro come macellai, cercare di unirsi i macellai, non staccarsi. Questa è la cosa più importante. Quando ci uniamo siamo sempre più forti. E vedo, prima parlavo con un signore, non so, che deve gareggiare, che ha sì, giù la mia età, ed era molto emozionato, molto anziano come me, grazie. Era molto emozionato, voleva sapere com'era, mi faceva tante domande. Scusa, ti faccio tante domande. No, servono queste domande. Vedo che c'è passione e voglia di fare anche questa gara, questa partecipazione. E adesso li aspetto, faccio l'appello. L'appello lo fa lui. L'appello lo fa Roberto. Lui è Roberto Lai, io sono Ilario Lui, siamo quasi parenti. Allora, Fabio Gianu di Sindia. Grazie Dario. Fabio Ucheddu di San Gavino Monreale. Guido Poddi di Cabras. Nicola Poddi di Cabras. Daniele Fiori di Ploaghe, Nicola Carta di Tiesi.
Antonio De Dola di Sassari con Mario Mannu di Tiesi, Cristian Pisano di Oristano con Alessia Flori di Zerfaliu, Samuele Muru di Iglesias con Mauro De Logu di Usini, Gianni De Muro con Mattia Salvatore Azzei di Oristano. Prego, seguite Ilario, preparatevi, noi gli altri sono in giro, quindi andate a cercare gli altri. Qualcuno adesso andrà a recuperare anche gli altri, ma siamo fiduciosi. Comunque, tanto siete là dietro, ok, a chiacchierare, ok. Bene, buon lavoro e ci vediamo dopo la pausa. Guarda, fategli un applauso che l'uscita va sempre accompagnata, né me. Seguite quella fila indiana. Voi stavate fuggendo, io lo so. E ascoltando di fronte alla birra, sì. Allora, fine delle relazioni, adesso un'ultima piccola, prima della pausa, un piccolo giro di opinioni, ragionamenti, eccetera. Quella che noi abbiamo chiamato tavola rotonda, in realtà la tavola non è rotonda, per cui inviterei gli amici che si sono resi disponibili a fare un intervento, eccoci qua, ciao caro, a chiacchierare qua, insomma, qua di fronte a voi. Chi abbiamo per primo? Allora, il dottor Alberto Lelli, direttore amministrativo e finanza della Cooperativa Produttori Arborea. Controllo e finanza, o finanza e controllo. Più o meno così. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie davvero sia agli organizzatori, Roberto, Cinerena, Federcarni, Confcommercio, la Proloco, e ovviamente grazie anche al team della Produttori Arborea che si occupa del settore carne. E ovviamente grazie anche a tutti i presenti, perché è bello vedere una platea così gremita, una platea dove insomma è presente tutta la filiera, ci sono gli allevatori, ci sono gli ingrassatori, i trasformatori e ovviamente ci sono anche i consumatori come me, ecco. Niente, allora io a nome della cooperativa ringrazio per questo evento. Quello che a noi piacerebbe un po' farvi conoscere è quello che sta facendo la cooperativa sia in termini di ricerca e sviluppo, come questo progetto Promobovis, ma anche gli investimenti che stiamo facendo per cercare di sviluppare ulteriormente la filiera della carne. È vero che il termine filiera spesso è abusato, però diciamo che non c'è forse momento e luogo più giusto per usare questo termine, cioè oggi. La cooperativa sta sviluppando sia la filiera del bovino nato e allevato in Sardegna. Stiamo cercando di portare un po' quella che è la filosofia delle 4S, cioè il vitello nato in Sardegna, allevato in Sardegna, macellato in Sardegna e confezionato in Sardegna. Oltre a quello, ovviamente, siamo anche presenti in una filiera a livello nazionale dove invece andiamo a sviluppare le 4I, quindi nato in Italia, allevato in Italia, macellato in Italia e confezionato in Italia. Il progetto Promobovis fa parte della misura dove è presente il nostro progetto integrato di filiera, dove vogliamo sviluppare la linea del biologico. Gli investimenti prevedono sia la realizzazione di una stalla a Bassa Cutena, in comune di Tempio Pausania, dove andremo a raccogliere tutti i vitelli che hanno lo status di biologico. Oltre a quello è previsto anche il rinnovo del matatoio qua ad Arborea. È una misura molto importante perché poi permette anche di creare quelle sinergie con gli allevatori della linea Vacca Vitello, e quindi tutti i vitelli allo stato brado che andiamo a raccogliere diciamo soprattutto nel Nord Sardegna, poi in realtà li raccogliamo un po' in tutta la Sardegna.
La produttori si sta impegnando tanto sul tema della carne, è vero che poi noi svolgiamo anche un ruolo all'interno del settore ortofrutticolo, quello mangimistico, ma in realtà poi questi tre settori sono molto interrelati tra loro. Nel contratto di filiera nazionale abbiamo un piano di investimenti importante, parliamo di circa quasi 25 milioni di euro. Tra questi c'è sia lo sviluppo di diverse linee per migliorare le linee di produzione dei mangimi, ma ci sono anche degli investimenti per rinnovare, ristrutturare e migliorare anche il nostro centro di allevamento qui in Sardegna. Infatti andremo a rinnovare tutte le stalle con dei nuovi tetti con degli impianti fotovoltaici. Parliamo di un impianto fotovoltaico da 1,5 megawatt. In più abbiamo anche in realizzazione una stalla ad Arzachena per la raccolta dei vitelli. Questi vitelli che ovviamente non avranno in quel caso il requisito del biologico, ma saranno dei vitelli convenzionali che verranno raccolti e o ingrassati nel nostro centro allevamento qui ad Arborea, oppure seguiranno la filiera quella sardo-veneta, quella del contratto di filiera nazionale. Per noi sono importanti questi investimenti perché ci permettono finalmente di farci conoscere ulteriormente. Non vi nego che stiamo anche lavorando sulla parte marketing. A breve pubblicheremo quello che è un nostro nuovo marchio. Oggi non ve lo vogliamo spoilerare, però è sicuramente un marchio che andrà a dare ancora più importanza al pregio delle nostre carni. Niente, io ancora vi ringrazio e buon proseguimento e buona visione della gara tra macellatori. Grazie a tutti. Grazie Alberto. Ora Fabio Manconi, responsabile settore carne della produttoria Arborea. Fabio. Buongiorno a tutti e grazie di essere qua. La maggior parte dei presenti sono tutti macellai e qualche ospite università e non so, allevatori, un po' di tutto. Vi ringrazio della presenza e ringraziamo anche Federcarni per averci dato l'opportunità di collaborare a questo progetto. Mi auguro che sia un inizio di un progetto che metta a condizioni oggi la macelleria, diciamo, di valorizzare e portare sui vostri banchi la realtà di quello che sia il mercato di oggi e la proposta di oggi. Forse il nostro lavoro è il primo alla fonte e vi garantisce oggi la qualità e l'attenzione di un prodotto nato, allevato e macellato in Sardegna. Sembra una parola semplice da presentare, ma dietro a tutto questo c'è un lavoro di università, di figure che valorizzano il prodotto giorno per giorno, vanno nei nostri bradi di tutta la Sardegna, Gallura, Nurra, Tregenta, soci, associati, tutte figure che in tutto questo progetto danno modo a voi di poter valorizzare quel prodotto nei vostri banchi. E con la Federcarni mi auguro davvero che tutto questo progetto possa portare a sviluppo quello che è il nostro sacrificio giornaliero per garantirvi quella linea. Tutto quello che posso dire è: noi oggi come cooperativa siamo presenti in tutto il mercato sardo. Andiamo a rivolgerci su piccole attività, piccole realtà, botteghe, macellai, piccoli centri anche di distribuzione che ci permettono oggi di dare un'immagine giusta a quel valore aggiunto che chiediamo a voi stessi di saper presentare a chi è il vostro cliente, perché non è più un discorso vendere carne, perché sia carne come la grossa distribuzione, sia il prodotto commerciale da prezzo, il voler fare una guerra di prezzi che purtroppo nelle piccole attività non è più facile gestire. Il vostro lavoro deve essere quello di valorizzare al meglio la vostra professionalità, avere valori aggiunti che possono essere la proposta di mercato di oggi, vedere che il pubblico che ieri poteva essere la massaia che passava tutto il giorno a preparare il pranzo per la famiglia è cambiato. Dai, diciamo che le famiglie di oggi hanno bisogno di avere un prodotto di qualità, ma anche che dia condizione di essere pronto in pochi minuti.
E lì c'è il vostro lavoro, la vostra presentazione di un'attenzione, di conoscenza anche di quello che vi portiamo noi all'interno delle vostre macellerie e anche un'attenzione di gestione di quello che possa essere quel prodotto. Quindi una frollatura, una maturazione, una lavorazione particolare, dei tagli che comunque oggi hanno preso piede e riuscite a presentare nel miglior modo di proposta, anche esposizione, banchi che si arrivi in una macelleria e il primo impatto sia quello di avere davvero un'esposizione che possa rendere appetibile anche poi l'acquisto di questo prodotto. E poi anche presentare la storia di quello che sia il sacrificio di avere quel prodotto all'interno dei vostri punti vendita. Anche quel valore aggiunto che purtroppo costa anche a noi produrre, avere un prodotto di qualità preso dai bravi, garantire ai nostri soci anche di portare avanti quella linea che sta diventando ormai difficile portare a finitura. Oggi un piccolo allevatore non è in grado di gestire un ingrasso del suo allevamento perché costi di gestione e tutto non glielo permettono più. Quindi Arborea oggi col progetto di centro ingrasso, che oggi è il primo centro ingrasso in Sardegna per volumi e dimensioni, garantisce di gestire l'animale in un benessere animale, in un'attenzione sanitaria e con dei specialisti portarlo a finitura nel valore qualitativo che oggi il mercato richiede, quindi una conformità, una struttura muscolare, delle infiltrazioni di grasso, la richiesta che oggi quel mercato un po' ti chiede, dai, diciamo nato, allevato, ma non solo, gestito su una fase e un ciclo di alimentazione lungo, non un prodotto spinto in batteria che sia un prodotto non più di qualità, ma un prodotto commerciale. Quindi il lavoro più importante, oltre al sacrificio nostro giornaliero, è il vostro. È quello di raccontare a chi sia il cliente finale, che poi è il vostro cliente, di conseguenza il nostro cliente, quello che è la storia di quel prodotto. E lì cercheremo, se la Federcarni ci appoggia, di darvi anche modo e formazione, di portarvi a dare l'immagine giusta di quello che è il vostro lavoro. Non solo svegliarsi la mattina alle 6, finire la sera alle 10 di notte, pensare a quel volume di lavoro, quella mole di lavoro che poi in sostanza non vi dà neanche modo di avere i margini giusti per poter portare avanti oggi quello che sia la vostra attività. Perché molto ci battiamo per avere attenzione, qualità e tutto, però non sappiamo presentarla. E quella presentazione per voi è quel valore aggiunto che vi garantisce anche di tenere aperte le vostre botteghe. Oggi Arborea col suo progetto vuole accompagnare più che altro quelle che sono le piccole realtà e non distribuire nella grossa distribuzione, perché questo lavoro non darebbe a noi il valore di tutto questo circuito che abbiamo costruito. Quello che vi posso dire oggi spero che sia un inizio è una veduta anche vostra di iniziare a capire cosa il mercato davvero vuole giorno per giorno, dare un'immagine a quello che è la vostra attività, che sia sui social, che sia anche tu per tu col vostro cliente, però vi chiedo di raccontare quello che è il vostro lavoro. Oggi siete dei professionisti che la mattina si devono svegliare col sorriso, ma non con la difficoltà di poter gestire quello che oggi è la vostra macelleria. Non so, io sono un po' breve e diciamo le cose che dico sono forse anche d'impatto, però forse è un volervi stuzzicare e mettervi in condizione di pensare, ma forse meglio un'ora in meno, meglio 2 clienti in meno, ma non vado a scontrarmi col prezzo, con quello che può essere un prodotto commerciale. Il mio lavoro deve essere pagato, ogni giorno sacrifico per poter garantire alla mia famiglia di non avere difficoltà economiche, di gestire la mia attività. Quindi da qua si inizia. Vi posso dire, forse questa giornata ci avvicinerà un po' tutti, ci metterà in condizioni di
capire anche tramite professionisti che abbiamo avuto qua davanti cosa davvero si studia sul mercato, cosa si valorizza, da quale punto partire per dare quel valore in più al prodotto. E poi tutto il resto sta a voi apprendere, voler migliorare, voler cambiare quel sistema di lavoro che ormai purtroppo non è quella fase di 20 anni fa dove c'erano dei tagli e il bollito e lo spezzatino, tutti quei tagli sì, continuano ad esserci, però c'è bisogno anche di soluzioni, di proposte, avere una diversità rispetto a quello che sia il classico taglio di fettine o la classica bistecca, come diceva il professor Marco Tassinari, anche iniziare a vedere un'impronta di frollatura, capire cos'è davvero, scusate, il circuito di gestione di quel prodotto all'interno dei vostri punti vendita, che poi non è neanche tanto così difficile arrivare a quei punti, è giusto iniziare a capire quella diversità che può essere la proposta dei vostri punti vendita. Scusate, io chiudo qua, mi auguro che sia stato incisivo e poi volevo anche presentare dietro a tutto questo circuito la squadra che davvero ci dà supporto. Io sono uno di questi elementi, ma voglio che tutti gli elementi vengano qua. Fatevi vedere. Quello che sia il centro ingrasso, noi abbiamo un centro ingrasso con degli operatori, abbiamo un alimentarista qua davanti, prego, abbiamo dei compratori, abbiamo un veterinario aziendale, abbiamo un capostalla, operatori. Vai, ce n'è. Ok, iniziamo a presentare. Sandro Ghis, complimenti, ci arrangiamo ancora. Dai, siamo commerciali, quindi siamo in grado anche di dire due fesserie ogni tanto. Scusate, ma qua hanno fretta, ho bisogno di presentare tutti. Ok, Daniele si occupa all'interno del mattatoio tracciabilità, benessere animale, qualità. Alberto Manias, alimentarista della nostra stalla, Paolo lo stesso, Paolo Carta, non vi dico cognomi perché poi mi perdo, Paolo Carta, benessere animale, tracciabilità, macellazione, veterinario aziendale Enrico, Sandro lo stesso, tracciabilità, macellazione, controllo, tracciabilità, quindi bolo all'interno del rumine di ogni capo che ci garantisca che quella filiera che oggi noi seguiamo sia proprio un riconoscimento adeguato di quel capo. Quindi oggi vi tracciamo la realtà di quello che può essere il prodotto nato, allevato e macellato in Sardegna. Noi abbiamo certificazioni CSQA su mattatoio e su centro ingrasso. Anche questo è un lavoro che grazie a Cinzia abbiamo potuto sviluppare quest'anno. Vado avanti. HCCP Progetti Cinzia, quindi. Simone Panetto, centro ingrasso per quanto riguarda amministrazione. Niccolò, operatore centro ingrasso. Ivan, operatore centro ingrasso. Simone, lo stesso amministrazione centro ingrasso. Daniel, amministrazione centro ingrasso. Il nostro bell'anziano rimesso in gara, Nalli, si occupa di valutare i cappi nei bradi e portarli poi alla fase dell'ingrasso per poi essere chiusi e messi sul mercato. Donato, operatore, mezzi e gestione un po' sull'alimentazione dei capi giornaliera. Qua abbiamo il nostro responsabile centro ingrasso di stalla, Umberto. Cinzia è l'unica femmina, ma che vale più di tutti gli altri uomini. Qua lo stesso Davide, operatore centro ingrasso, e qua le due figure che ci aiutano ogni giorno a girare tutti i bradi della Sardegna e avere collaborazioni con gli allevatori nella scelta dei capi che poi portiamo nelle vostre macellerie. Vi ringrazio, scusate dell'allungamento di discorso, però ci tenevo a presentare la squadra che davvero lavora ogni giorno per voi. Adesso tocca a voi. Inizia la giornata,
io mi metto da una parte e do il microfono a Roberto Ollai. Prego. Grazie di tutto. Grazie Fabio e complimenti per il lavoro di squadra che fai, oltre che commerciale. Di cui ci hai dato un saggio adesso. Bravissimo. Gianni Sardo, assessore all'agricoltura del comune di Arborea e già presidente della cooperativa produttori. Le tue impressioni sulla giornata? Buongiorno a tutti. I più sapranno insomma, che Arborea ha origini venete, no? Allora mi sento di fare una battuta rispetto a Fabio che mi ha preceduto. In Veneto dicono discorsi brevi e soppresse lunghe, no? quindi sarò breve in sostanza. Intanto sì, vi saluto tutti e ringrazio in modo particolare Roberto Ollai e la cooperativa produttori che mi hanno invitato. Insomma, gli amici della Proloco che ci ospitano. La mattinata di oggi mi rende particolarmente felice. Vedo progetti che hanno preso gambe quando io ero presidente della cooperativa, camminare e finalmente approcciarsi a compimento. Quindi dal mio punto di vista insomma, è una grande soddisfazione enorme che ho avuto nel rapporto che l'università ha con Arborea e con la cooperativa produttori. Quindi grande soddisfazione, insomma il merito mio è relativo. Io voglio ricordare che i progetti sulla carne della cooperativa produttori hanno trovato come menti illuminanti il nostro direttore Marco Peterle, il nostro collaboratore il dottor Lino Tammaro e il dottor Cubada che oggi non è più con noi. Sono stati loro quelli che 20 anni fa insomma, hanno lanciato il seme di tutto questo lavoro sulla carne. Insomma, chiudo con una domanda però. Si è parlato stamattina di tante cose, benessere animale, ma la domanda è: la produzione bio darà benessere all'allevatore? Questi 2,60 euro di costi maggiori che un allevatore sostiene, ok, 2,60, addirittura le interviste parlavano di oltre 4 euro. Ecco, daranno soddisfazione dal punto di vista economico all'allevatore? Io da allevatore l'approccerei con difficoltà il discorso biologico, perché non sono convinto che tutto il lavoro che c'è appresso, maggiori costi, siano soddisfatti economicamente poi dal mercato. Di nuovo grazie a tutti. Grazie a te Gianni. La domanda, il quesito di Gianni Sardo lo farei ad Aldo Manunta, che anche lui ha un intervento programmato. Ecco. Secondo te la filiera del bovino nato e allevato in Sardegna biologico avrà degli effetti positivi sugli allevatori? Allora, prima di tutto buongiorno, grazie alla cooperativa produttori, a Roberto per l'invito a questa giornata di divulgazione di questo progetto, dove noi come Associazione Allevatori della Regione Sardegna abbiamo partecipato, devo dire, in maniera molto positiva, perché in una fase del progetto c'era l'esigenza di dover identificare le razze che arrivavano al centro ingrasso e noi abbiamo messo a disposizione i nostri tecnici che nel riconoscere le razze sono anche esperti di razza, quindi hanno un'alta competenza. La domanda non è facile, ci vorrebbe una bella palla di cristallo, ma diciamo che le analisi internazionali dicono che il biologico sarà un trend sempre più positivo, perché nei paesi del nord ormai il biologico è richiestissimo. Oltretutto noi abbiamo il vantaggio di avere dei territori, dei pascoli che hanno delle sostanze pabulari di eccezionale valore. Noi oggi
Come associazione allevatori seguiamo circa 3.000 allevamenti bovini da carne, compresi ovviamente le razze rustiche, quali sono la sarda bruna e la sarda modicana. E in particolar modo per quanto riguarda la sardo bruna stiamo cercando di convincere l'ente selezionatore che è l'ANACRI di iniziare una selezione per le due linee, ossia per la linea latte e per la linea carne, perché oggi purtroppo questo non esiste, perché crediamo che sulla sardo bruna, che ha una storia molto simile, c'è un volume della Federcarni che viene distribuita, una storia molto simile come origine a quella della marchigiana. Purtroppo poi si è perso un po' l'interesse nell'andare a selezionarla verso le due linee, mentre invece anche recenti studi che ha condotto l'Università degli Studi di Sassari hanno dimostrato che ha delle qualità importanti anche dal punto di vista della produzione e della qualità delle carni, che oggi dovrebbero essere invece maggiormente approfondite. Quindi come Associazione Allevatori veramente vi ringraziamo nuovamente per questo invito. Noi siamo sempre disponibili a queste progettualità che anzi vorremmo portare anche all'interno delle mostre zootecniche, perché noi siamo gli organizzatori delle mostre zootecniche che si svolgono in Sardegna. Per il bovino da carne in particolar modo c'è la mostra di Ozieri, dove è la mostra del libro genealogico delle Charolais e delle Limousine, dove effettivamente ci sono tanti animali esposti. Siamo una regione top a livello nazionale per quanto riguarda la genetica, però manca la parte poi alla fine del consumo, cioè presentare ai 15.000 visitatori che ogni anno vengono alla mostra di Ozieri, presentare anche i prodotti che vengono trasformati e che possono essere lì degustati. Sarebbe un ulteriore passo importante per divulgare appunto le produzioni che abbiamo nella nostra isola. Quindi nuovamente grazie e buon proseguo per questo importante progetto. Grazie a voi. Adesso abbiamo la dottoressa Maria Grazia Farbo, ricercatrice nell'ambito Meticulture, oltre che essere ricercatrice in tanti altri ambiti delle filiere alimentari. Il tuo feedback sulla giornata di oggi e anche in relazione alle attività che abbiamo condotto assieme. Intanto grazie Roberto dell'invito, grazie alla Cooperativa Produttori di Arborea, a tutti voi. Oggi anzi è una giornata di festa, perché comunque ho rivisto molte facce amiche tra non solo tutti i produttori, ma anche quindi dal campo fino ad arrivare comunque al banco della macelleria. Quindi già in gara ci sono differenti macellai che hanno collaborato con noi. E quello che oggi abbiamo parlato e abbiamo detto differenti volte è la parola sinergia. Sinergia che è stata instaurata proprio tra l'università e la cooperativa di Arborea, ed è stata di fondamentale importanza perché la stessa cooperativa ci ha permesso di entrare nei loro laboratori, quindi abbiamo visto già comunque nel mattatoio, ci hanno permesso di poter lavorare e di poter anche vedere eventuali, come ha rilevato anche Cristian nella precedente presentazione, anche delle criticità. Però tutto questo è stato di crescita sia per noi sia per quanto riguarda anche loro, perché insieme abbiamo fatto un percorso, se mi confermi Roberto, anche per quanto riguarda, come diceva sempre anche il professor Gutierrez o anche Tassinari, la tecnologia, la nuova tecnologia che è già un processo comunque di trasformazione delle carni per quanto riguarda la frollatura, ma ci siamo spinti anche oltre, perché anche noi abbiamo provato a valorizzare una vacca a fine carriera, che era quella della frisona, quindi abbiamo aggiunto un tassello ancora in più. Quindi abbiamo acquisito noi delle informazioni importanti, che quindi stanno già facendo un bagaglio culturale, delle informazioni importanti per loro produttori e anche, per così dire, i loro stessi clienti, che sono i macellai. Però adesso io rivolgo un altro quesito. Cioè, secondo voi sarebbe necessario fare anche formazione, quindi non solo in questo caso ai produttori, non solo ai primi acquirenti, che in questo caso sono i macellai, ma anche a voi, perché noi stessi siamo consumatori. Quindi sarebbe secondo voi anche magari auspicabile avere giornate come queste rivolte non solo ai produttori, non solo, quindi, ma anche ai clienti, a noi stessi consumatori, quindi essere più consapevoli quando ci rivolgiamo al nostro macellaio di fiducia, che è un professionista.
Grazie ancora per la giornata e per l'invito. Grazie a te. Rimbalzo la domanda al professor Azzori. Dov'è il professor Azzori? Eccoci qua. Professore di zootecnica all'Università di Sassari. Gli facciamo questa domanda. Secondo te dobbiamo fare formazione non solo agli studenti, non solo agli allevatori, ma anche ai consumatori e soprattutto ai macellai? In che modo? Grazie Roberto e alla cooperativa produttori per l'invito, Alberto Azzori, sezione di zootecnica Università di Sassari. Sicuramente oggi per rispondere alla domanda, una delle cose fondamentali è la formazione nell'intera filiera, cioè oggi la parte tecnica è solo un piccolo tassello di tutto quello che è il risultato dell'intero settore, quindi le figure, l'organizzazione, la formazione del personale in termini unitari e non per tipi di competenze è fondamentale. E qui non servono solo le competenze zootecniche e veterinarie, ma servono anche altri tipi di competenze, come stiamo vedendo in altri settori. Per quanto ci riguarda, zootecnica, università, cosa stiamo facendo come ricerca scientifica e sulle priorità del settore? Priorità del settore oggi principalmente 3. In Sardegna, a parità di consistenza delle vacche nutrici allevate, che sono circa 150.000, aumentare la produzione di vitelli svezzati, aumentare la possibilità e potenziare l'ingrasso in Sardegna e favorire quello che è il trasferimento di vitelli per l'ingrasso nelle altre regioni italiane con elevati standard qualitativi per favorire il lavoro a valle della filiera. La qualità della carne non è materia solo del macellaio e del post macellazione, ma si crea nelle fasi iniziali della filiera. Quindi qui mi riallaccio a quello che diceva il dottor Lelli su un progetto di contratto di filiera che partirà a breve anche per la parte scientifica. 1,5 milioni dei 25 milioni di euro di investimento sarà dedicato alla relazione fra tecniche di allevamento e qualità della carne, con ruolo principale della cooperativa produttori, principalmente su 3 ambiti: quello di caratterizzare e migliorare la parte dell'arrivo ai centri ingrasso di vitelli svezzati con elevato peso e soprattutto di caratterizzarne l'eterogeneità. Su 280.000 capi bovini da carne in Sardegna, circa il 50%, come diceva anche il dottor Manuta, sono meticci, quindi uno dei più grossi problemi è il fatto che ci sia nei centri ingrasso e nelle fasi di ingrasso e di finissaggio elevata eterogeneità che condiziona poi la valorizzazione in termini di qualità della carne, processi e protocolli di frollatura. Quindi saranno eseguite le caratterizzazioni dal punto di vista genetico, previsto di genotipizzare circa 1.000 animali e studiare in parte di questi le relazioni con la qualità della carne, assieme allo sviluppo di protocolli alimentari e di allevamento nei centri ingrasso che tengano conto della precocità dei tipi genetici, in modo da capire quali sono gli animali che alla fine del processo possono essere avviati alla valorizzazione con le frollature di più lungo periodo, di medio periodo o di corto periodo. Il terzo punto è quello di valorizzare i vitelli che non possono essere ingrassati in Sardegna ma che devono essere ingrassati nella penisola, come con un contratto di filiera in partnership con partner e ingrassatori in Veneto, quindi a Zove in particolare, con cui studieremmo in maniera parallela, in collaborazione con l'Università di Padova, le tecniche di ingrassamento e di qualità della carne, includendo aspetti che comprendono il benessere animale e la parte ambientale. Su questo mi soffermo in modo particolare come ultima cosa, perché questi progetti ministeriali, come quelli europei, hanno 2 principali obiettivi nelle filiere
zootecniche, ma in particolar modo quelle della carne, benessere animale, impatto ambientale. Tutto il contratto di filiera, tutto il progetto è spinto su motivazioni ambientali. Cosa vuol dire? Limitare il consumo di risorse attraverso un efficientamento tecnico e mantenimento degli standard di benessere, quindi benessere animale, aumento della quantità di alimenti sul mercato e parametri, monitoraggio e miglioramento dei parametri ambientali. Con cui chiudo e ringrazio Roberto e la cooperativa produttori, nuovamente tutti i colleghi per questa giornata. All'ultimo discorso non spettava la sintesi, ma le ultime parole sono sempre quelle delle sfide. Grazie Alberto. Abbiamo altri interventi. Avrei piacere di un intervento del dottor Bruno Scuto, nostro sponsor, oltre che esperto di conservazione delle carni. Buongiorno, mi associo ai ringraziamenti che tutti i miei predecessori hanno fatto a voi. Io rappresento a livello Italia la direzione commerciale di Eurocrior, che è una delle attrezzature che vedrete qui all'interno di questa iniziativa come strumento di supporto. Il nostro gruppo quest'anno consolida 2 miliardi di euro di fatturato con 17 sedi produttive in tutto il mondo. Cercherò pertanto di portarvi un po' quella che è l'esperienza, quello che ci ritorna da circa 42 milioni di euro di fatturato sulla progettazione delle nostre attrezzature, sui modelli economici che sono dietro, non le botteghe, a noi non piace chiamarle botteghe, ma negozi degli specialisti del cibo e del buon cibo. Prendo alcuni spunti che sono arrivati anche da tutti i collaboratori di questa tavola rotonda. Punto primo, temperatura, umidità relativa, flusso dell'aria all'interno dei prodotti. Non funzionano soltanto per la frollatura, ma anche per ogni singolo prodotto. Considerate che nei nostri studi provengono queste informazioni per tutte le tipologie di prodotti, inclusi i latticini, formaggi a mezza stagionatura o a stagionatura completa. E combinare queste 3 caratteristiche nelle attrezzature non solo aumenta la durata del prodotto, ma incrementa la qualità e il gusto di questi aspetti. Pensate che anche un singolo taglio di carne all'interno di un banco che mixa queste 3 caratteristiche, e qui non parliamo di frollatura, è in grado di mantenere un calo peso di circa lo 0,8%. Provate ad immaginare questo cosa significa in termini di redditività di prodotto. Abbiamo pertanto la responsabilità di garantire il freddo a 360 gradi e cerchiamo di farlo anche studiando quella che è la ricchezza che ci porta a un mestiere così consolidato nel tempo come quello del macellaio. Considerate che conservare un buon prodotto e avere delle attrezzature di valore significa anche capire le esigenze di chi è dietro quel banco, quindi caratteristiche di ergonomia, la possibilità di mantenere il banco allestito per l'intera giornata senza doverlo svuotare perché di notte ha delle modalità di funzionamento a livello cella. Pensate cosa significhi in un business come quello degli specialisti del cibo dover vendere fino alla chiusura del negozio e non dover riallestire il banco la mattina. Lavoriamo a 360 gradi e qui chiudo anche in altri 2 aspetti, la propensione del cliente. Oggi un cliente che arriva di fronte a una torre ha pochi elementi di distrazione visiva e quindi si lascia catturare dai prodotti all'interno del banco, il banco è in grado di vendere a quel punto. E ultimo aspetto, la sostenibilità ambientale. Il gruppo EPTA quest'anno ha deciso di abbandonare completamente gli HFC, quindi gas inquinanti nel rispetto della normativa. È totalmente indirizzato con una scelta estremamente coraggiosa agli impianti ad anidride carbonica o a propano e questo consentirà di mettere a disposizione dell'intero mondo non soltanto le esperienze che ci arrivano dal campo e anche da eventi come questi che per noi sono momenti di arricchimento, ma anche tutto quello che un grosso gruppo può fare per contribuire al benessere anche delle future generazioni che hanno anche un potere importante. Considerate che il macellaio tradizionale per passione si sveglia la mattina prestissimo per allestire il banco. Oggi ci sono le nuove generazioni
bisogna anche pensare e rispettare un modo diverso di intendere la macelleria, ed è questo uno dei motivi per i quali ogni giorno cerchiamo di studiare il miglior modo per poter far coesistere anche generazioni differenti. Vi ringrazio, auguro a tutte le coppie in gara una bellissima gara di arricchimento, ed Eurocrio ed EPTA saranno sempre al vostro fianco. Buon lavoro. Grazie dottor Scuto. Abbiamo ancora altri 2 interventi, oltre a un piccolo mio intervento di chiusura. Avrei piacere dell'intervento del dottor Giuseppe Izza di Slow Food Cagliari. Con Slow Food c'è una collaborazione con la cooperativa produttori, entrambi sposiamo le tematiche del benessere animale e della sicurezza alimentare. Grazie di averci invitato. Slow Food, immagino voi sappiate cos'è, un'associazione internazionale, nazionale e internazionale, che si occupa di cibo. E l'assioma di buono, pulito e giusto, io oggi l'ho sentito qua. 20 anni fa, probabilmente in un convegno di allevatori, probabilmente non l'avrei sentito. E oggi invece ho visto che si parla di benessere animale, di ambiente, dei foraggi, di trattare la carne in un certo modo, della qualità. E l'assioma del buono, pulito e giusto, finalmente qualcuno pensa al buono, cioè guardare la carne, la texture della carne, la sapidità della carne, come si mastica. Qualcuno ha detto delle parolacce, CLA, che sino a 10 anni fa, 20 anni fa, parlare di CLA era una cosa incredibile. Io me ne occupo, oltre che nella carne, me ne occupo nel formaggio e in altri prodotti, cose che finalmente qualcuno ha capito che servono. E Slow Food queste cose le diceva, è iniziato 30 anni fa. E soprattutto c'è il pulito. Finalmente si parla del pulito, dove viene prodotto il cibo, cioè come vengono trattati gli animali, se devono essere trattati di più o di meno, proprio perché alla fin fine ricade tutto su di noi. Poco fa il professore parlava di quelli che sono i trattamenti. Una volta si pensava soprattutto alla massima redditività, oggi invece si pensa anche al nostro ambiente, cioè all'ambiente di ognuno di noi che è consumatore. E poi anche il giusto. Cos'è il giusto? Il giusto è la giusta retribuzione del produttore, ma è anche la giusta spendita da parte del consumatore. Non è che perché un prodotto ha una certa qualità io la devo pagare 10 volte di più. Io vi faccio un esempio banalissimo. Se da una cantina un vino esce a 7 euro, poi al ristorante non lo posso trovare a 40 euro. Cioè se il produttore di vino su quella bottiglia di 7 euro ci guadagna 2 euro, il ristoratore, con tutte quelle che possono essere le implicazioni di tipo economico, non ci può ricavare 20 euro in più o 30 euro in più. Ecco, e questo è il giusto anche per il consumatore. E anche qua ho sentito parlare del giusto, perché si è parlato delle piccole macellerie piuttosto che della grande distribuzione, e questa è una cosa meravigliosa, è una cosa che Slow Food è da più di 30 anni che parla di queste cose, cioè di rivitalizzare l'ambiente sociale dove vivono le persone e non andare a vivere. Anche le giornate ormai si vivono nei centri commerciali, perché uno dice arrivo là, c'è il parcheggio, è tutto coperto, faccio la spesa, giocano i bambini, e quindi Slow Food ha sicuramente avuto il piacere di essere venuto qua ed è disposta a collaborare. Un'altra cosa, e chiudo, è la formazione. Slow Food si occupa da 30 anni con un progetto che si chiama i Master of Food, dove facciamo la formazione dei consumatori. Io poi mi occupo anche di formazione a tempo perso, oltre che fare l'ispettore per prodotti alimentari, quindi riesco a conoscere la filiera a 360 gradi e devo dire che purtroppo le cose buone che può fare Provobis, se poi dall'altra parte non c'è uno che recepisce la qualità, è difficile andare perché poi si pensa soprattutto, come diceva il professore, a vedere i 2 euro e 3 euro in più o in meno, cioè la gente ormai fa la spesa pensando soprattutto a 1 euro o 2 euro in meno. Quindi se dall'altra parte c'è la percezione di capire, è
Ed questo è una cosa che probabilmente Provobis dovrà curare più di altri aspetti, cioè formare i consumatori. È la parte più importante, perché se io dall'altra parte non ho persone che capiscono del tedesco, io posso parlare benissimo il tedesco, ma se dall'altra parte nessuno capisce il tedesco, posso continuare a urlare in tedesco, nessuno mi può capire. Grazie di avermi invitato. Grazie a te, grazie a te. Colgo anche l'occasione per sottolineare il principale forse obiettivo della giornata di oggi. Maurizio, Slow Food ha appena parlato di comunicazione, di sensibilizzazione. Slow Food ha appena parlato di comunicazione e di sensibilizzazione. Tu non eri attento, quindi te lo sto dicendo io. Il lavoro, uno dei lavori che noi abbiamo in cantiere con Federcarni è quello di comunicare la qualità di prodotto e di processo attraverso la macelleria, attraverso i macellai che devono in qualche modo anche formarsi. I giovani macellai devono formarsi ad acquisire quelle che sono le conoscenze relative all'allevamento. Conoscenze importanti per poter trasferire la qualità di processo al cliente, a colui che vuole consumare il prodotto carne. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo rivolgermi ai miei colleghi più che altro, perché questo progetto che stiamo portando avanti insieme a, in questo caso ad Arborea, ma che è un progetto nazionale fatto con tutti con consorzi di allevatori, con Confagricoltura, e è perché segue una richiesta del Ministero, perché il problema principale della conoscenza del prodotto di qualità si è rivelato una difficoltà nella comunicazione al consumatore, no? Quindi tutto questo lavoro, molti agricoltori che abbiamo contattato sul territorio ci dicono: sì, io faccio tutto questo lavoro, però nel momento in cui carico la mia bestia su un camion che poi va alla macellazione, che poi vada ovunque, cioè sia da un macellaio che alla grande distribuzione, non è questo il problema, però tutto il mio impegno, tutto quello che io ho messo nel produrre bene quel prodotto di qualità sparisce, cioè non c'è più traccia, non c'è più storia su questo fatto. Allora da questo, insieme a Roberto, è partita questa idea proprio di riuscire dal punto di vista della comunicazione a creare un binomio di facce, di persone. È un progetto basato non sui numeri, non perché queste cose ci sono già, i capitolati, scusami, no, quelli che vengono fatti sulla produzione, no, va bene. Comunque diciamo tutto il discorso sul vostro far bene che viene raccolto, documentato, questo c'è già, non è questo che serve. E anche tutto il lavoro che i macellai sanno fare, perché dietro a queste cose c'è anche ad esempio lo spreco. Perché sprecare? Cioè noi vediamo la grande distribuzione che butta quintali di carne in queste buste e che viene poi eliminato. Un macellaio invece questo problema non se lo può nemmeno porre, perché buttare via per lui significa perdere soldi. Quindi la sua capacità è anche quella di gestire in modo etico questo prodotto, che è uno degli aspetti importanti nei confronti del consumatore. Il consumatore oggi è vero che ha questo problema di paura nel confronto di quello che mangia e di quello che compra, ed è per questo che si sono alzati i livelli di acquisto nelle macellerie, proprio perché c'è una persona che si assume questa responsabilità di dirgli: guarda, questo prodotto lo mangio anch'io, lo mangia anche la mia famiglia, è conosciuto, cioè lo conosco, so cosa sto vendendo e cosa ti sto dando. Ecco, noi vogliamo accentuare proprio questo momento qui. Come? Affiancando una faccia di un allevatore alla faccia di un macellaio, e insieme possono molto meglio dire al consumatore:
guarda che quello che stai mangiando, che stai comprando in questo momento è una sicurezza per la tua famiglia, per il tuo nutrimento, eccetera. Questo qui è un fattore che è importantissimo dal punto di vista commerciale anche, perché noi non è che stiamo qui così, ma perché partiamo da dati che ci dicono quanto la gente ha la necessità di avere questo tipo di comunicazione più diretta. Ecco, questo volevo dire, no? Perché... Perfetto, direi che ci siamo, abbiamo spoilerato insomma anche ciò che abbiamo in cantiere. Lo scopo sì, era quello anche, lo scopo dell'evento era comunicare anche questa progettualità. Chiamerei quindi Tommaso Sussarello, giornalista enogastronomico. È la prima volta che viene ad Arborea? No. Ok, oggi per la carne, dici qualcosa. Non solo per le fragole, ma anche per il concorso Le Isole del Gusto, organizzato dalla Camera di Commercio di Oristano, che mi ha coinvolto come giudice valutatore per 2 edizioni. Allora, cosa ho visto qua? Tantissimo entusiasmo, voglia di innovazione, e questo è assolutamente importante. Parlate di prodotto, giustamente, quindi parlate di qualità. Il prodotto non è la carne, il prodotto è qualcosa composto da valori materiali e valori immateriali, quindi noi assaggiamo la carne, ma che abbiamo voglia di affrontare l'aspetto emotivo che sta dietro l'assaggio. E allora la parte emozionale quale può essere? La parte emozionale è il territorio. Il professor Tassinari nell'introduzione un pochino che riassumeva tanti aspetti, ha parlato del luogo, ha parlato della qualità di allevamento dell'animale inserito all'interno di un determinato contesto. Ecco, questi aspetti fanno parte della narrazione di un territorio che è pronto anche ad accogliere e a raccontare se stesso e le proprie produzioni. Per il Touring Club italiano mi occupo di ristoranti e alberghi, e questa è una cosa che facciamo puntualmente. Quando andiamo su un territorio vogliamo mangiarlo, vogliamo letteralmente mangiare quello che troviamo. E allora la sfida può essere questa, quindi che questo territorio in qualche modo, col suo progetto e con tutte le connessioni, no, che questo progetto sta mettendo in campo. Io ho sentito parlare anche di Gallura, ho sentito parlare di altri luoghi della Sardegna che sono produttivi dal punto di vista delle carni. Ecco, l'idea può essere quella che l'insieme di questi racconti siano in grado di costruire anche l'aspetto emotivo che sta nel consumo della carne. Consumo della carne che deve essere anche un consumo etico, quindi naturalmente queste parole non sono sterili, ma aiutano il prodotto carne ad affrontare il consumatore nella maniera assolutamente adeguata. Credo sia sufficiente, ci sarebbe tantissimo da dire, ma i tempi sono quelli che sono. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie mille, non te ne andare perché, come sai, sei componente della giuria per la gara dei macellai. Chiudiamo il convegno. Una cosa importante, devo portare i saluti del direttore Marco Peterle, che per motivi familiari non è potuto essere qua. Sante, vuoi chiudere? Chiudiamo semplicemente. Adesso ci sarà una pausa. Maurizio, quanto la facciamo la pausa? 3/4 d'ora? Prima dell'inizio dei lavori. Diciamo che adesso facciamo una pausa fuori in cui ci possiamo ristorare, chiacchierare, conversare e vivere, e in cui riusciamo anche a mettere sullo stomaco qualcosa grazie al proloquio di Arborea, e poi cominciamo, diciamo, con la seconda parte della giornata, e quindi con la gara di Federcarne. Buona pausa e buona gara a tutti, grazie.